di presentarvi un graditissimo ospite, una persona che noi dobbiamo sempre ringraziare di venire a queste trasmissioni, tutte le eccellenze che abbiamo, dal professor Gerosa, al professor Garattini, al professor Cozzi, al professor Cillo. Perché? Perché noi impariamo sempre qualcosa, noi dobbiamo ascoltare queste veramente celebrità, perché sono delle celebrità, per capire anche cosa si sta facendo, com'è la situazione, perché noi dobbiamo ascoltare le persone competenti che sanno. Poi a caso ognuno fa la propria riflessione, ma almeno la competenza di sapere e di raccontare quello che si è studiato, quello si sa, almeno quella ce la meritiamo. Io cerco di fare di tutto, ringrazio questi ospiti famosi che vengono molto volentieri alla mia trasmissione e iniziamo subito. Però prima di iniziare a presentare questo emerito ospite, un professore molto importante, volevo fare gli auguri alla signora Marzia, che ieri ha compiuto gli anni, e questa è una signora diversamente giovane, come chiama Mirella, che lavora al circolo anziani di Cendon di Silea. Io ieri sono andata a trovarli, è stata, poi ne parlerò col professore, una esperienza molto emotiva, vedere queste persone diversamente giovani che hanno ancora voglia di vivere. E per fortuna ci sono queste associazioni, questi sindaci, questi amministratori che mettono a disposizione questi locali dove loro si riuniscono, si divertono, giocano, scherzano, e Marzia è con loro e li tiene a bada tutti. È bravissima, perciò Marzia, un grandissimo veramente augurio di continuare così, tanti auguri per il tuo compleanno da tutta Sveglia Veneti e soprattutto da tutto il mondo del volontariato. Perciò tanti auguri, cara Marzia, e non mollare, perché veramente sei unica. Detto questo, vi presento subito il professor Giorgio Pallù, professore emerito all'Università di Padova, si è occupato anche di microbiologia, ma adesso è presidente della Fondazione Banca dei Tessuti. Buongiorno professore, e grazie veramente di essere qui a Sveglia Veneti. Speriamo proprio che qualcuno si svegli, professore, perché ecco, siamo un po' tiepidi, siamo un po' sonnolenti. Professore, allora, quanto importante è questa fondazione, questa Banca dei Tessuti, e soprattutto quello che ho sentito, la difficoltà a donare, specialmente nei giovani, quando rinnovano o fanno la carta d'identità, l'ha detto Laido qui ospite a Sveglia Veneti, purtroppo non donano. Come fare a intrigarli? Lei è un esperto, professore, ha insegnato, era una persona che era molto ascoltata, valutata. Come facciamo a intrigare i giovani anche nella donazione? Perché mancano i numeri. E sempre grazie, professor Pallù, per essere qui ospite. Prego. E ai telespettatori. La Fondazione Banca dei Tessuti ha circa 20 anni di storia, è nata nel seno di un ospedale che è quello di Treviso, poi si è estesa a tutto il Veneto, si impegna nelle sue funzioni non solo in Italia ma anche all'estero, in Cecoslovacchia, in Polonia, in Ungheria, a Malta, quindi copre anche l'Europa e fornisce tessuti per riparare e ricostruire gli organi, e si basa ovviamente sulla donazione, che può essere da cadavere a cuore non battente o a cuore battente, ed è qui ecco che noi vogliamo indirizzare quindi un appello sentito, perché la donazione è fondamentale per tutta la trapiantologia, quindi non si fanno trapianti di organi, di tessuti, se non c'è la donazione. Quindi oggi si può prefigurare quello che sarà il nostro futuro in vita con il testamento biologico, e quindi si donano tessuti quali l'osso, la cartilagine, parte degli occhi, quindi le vene, le arterie, le valvole, il cuore, quindi il fegato ovviamente, ma nell'ambito dei trapianti d'organo. Quindi è un atto di volontà, di solidarietà e di generosità. Quindi ecco, io rivolgo un appello, lei mi dà questa opportunità, la ringrazio, di pensare appunto a quello che può essere il nostro futuro nel momento in cui dipartiamo da questa terra, e quindi un atto di generosità viene ricompensato, perché
il nostro dono sarà ricordato per sempre. Professor Palù, è come intrigare i giovani? Che regna sovrana è la paura, forse non è stato spiegato abbastanza a loro, se ne è parlato pochissimo, bisogna avere la fortuna di avere in famiglia un donatore e allora forse ci si avvicina. Come fare per intrigare i giovani a donare? E soprattutto anche i diversamente giovani, anche nelle RSA, questi magari persone che vorrebbero essere intrigati, anche conoscere, capire, perché la risposta che mi danno quasi sempre: professore, si arrangerà mio figlio, si arrangeranno i miei figli, non so. Non è forse il momento, visto che abbiamo una popolazione sempre più diversamente giovane, di incominciare non solo ai bambini ma anche andare oltre, informare cos'è la donazione, l'importanza di donare? Cosa ne pensa, professor Palù? Ma lei ha usato un termine, intrigare, che è una specie di neologismo che vuol dire incidere in quello che è il subconscio. Io direi che però è molto importante invece la consapevolezza e la cultura, la diffusione della conoscenza. Quindi bisogna capire cosa ci può essere. Lei mi ha parlato di giovani, quando si è giovani ovviamente si pensa di essere immortali, di vivere per sempre, ma l'incidente è dietro l'angolo. Ecco, i giovani che donano sono di solito non soggetti ammalati o che vanno in ospedale per una malattia cronica, ma più delle volte per un trauma. Ecco, quindi bisogna rendersi conto che c'è questo rischio, c'è anche questa possibilità e fin da giovani bisogna conoscere la biologia, la medicina, gli elementi essenziali ovviamente, ma soprattutto anche avere un'idea di quello che è il nostro destino biologico, che non è quello di sopravvivere in eterno, ma c'è un orologio biologico che detta il nostro futuro. Ma secondo lei, professore, come fare allora? Perché molte associazioni entrano nelle scuole, sono anni, però poi alla fine quando facciamo 1+1 i conti non tornano, non riusciamo a intrigare questi ragazzi. Forse aprire più gli ospedali a questi giovani, questi reparti, se è d'accordo con me sia il professor Gerosa che il professor Cozzi che il professor Cillo. Il professor Gerosa anzi ha detto se qualcuno le dice facciamo già, lei risponda che anche il mio supporto, che forse dobbiamo fare di più, non è abbastanza. È d'accordo, professore? Cosa ne pensa? Ma io penso, ripeto quello che ho appena detto, ci vuole istruzione e cultura, quindi il nostro messaggio va alle istituzioni, alla società civile. Nel Veneto soprattutto ci sono molte fondazioni solidaristiche, il Veneto ha una tradizione di solidarietà sociale. Va informato a livello scolastico. La Fondazione Banca dei Tessuti non solo fa donazione di tessuti per ricostruzione tessutale, ma oggi è particolarmente impegnata nella ricerca scientifica. Come sa, abbiamo tecnologie, si chiama medicina rigenerativa, quella nuova branca che si fonda sulle biotecnologie e sull'intelligenza artificiale. Siamo in grado di creare mini organi in vitro, disegnare tessuti partendo da cellule staminali, istruire per organizzare un tessuto o anche un organo, e quindi ecco, l'impegno io lo vedo soprattutto nella ricerca e la diffusione di questa informazione. Chiarissimo, professore. Andiamo a vedere allora proprio questo servizio proprio sulla banca dei tessuti del professor Palù. Andiamo a vedere. Salvare la vita o migliorarne la qualità di tanti malati. La Banca dei Tessuti del Veneto è un'eccellenza nella donazione, lavorazione e distribuzione di tessuti per trapianto. Al Cafoncello di Treviso si sono riunite tutte le realtà venete che si occupano di trapianti di tessuti o uso di cellule a scopo terapeutico, con l'obiettivo di fare sinergia, di ottimizzare le risorse e capire quale sarà l'evoluzione di questo settore. Credo che il futuro ormai è realtà, cioè useremo cellule per fare tessuti, magari dallo stesso paziente, un paziente autologo che fornirà delle cellule, magari delle cellule staminali che possono essere poi differenziate
in modo di dar vita ad un tessuto e perché no un domani anche un organo. Un settore in rapidissima evoluzione che presuppone la generosità di persone che donano i tessuti propri o dei loro cari, ed il Veneto si è dimostrato terra di grande altruismo con il 2024, anno dei record. Nel senso che abbiamo distribuito 8.000 tessuti per trapianto, quindi siamo riusciti a raggiungere 8.000 riceventi sparsi in giro per l'Italia e in Europa, e grazie ovviamente tutto ciò alla generosità dei donatori e dei familiari di donatori, che tra donatori appunto a cuore fermo, diciamo quindi deceduti, a cuore vivente, arriviamo quasi a 1.500 donatori. Emblematica la storia professionale e personale del dottor Francesco Calabrò. La mia storia mi ha portato a essere dall'altra parte, dopo aver fatto appunto il chirurgo toracico, aver trapiantato polmoni, ho fatto il coordinatore dei trapianti e sono vivo grazie a un cuore ricevuto in dono. Ricordiamoci che l'attività quotidiana delle banche dei tessuti, quindi degli occhi di tutti i tessuti, è basata sulla volontà di donare, quindi il fatto che l'attività anche dell'associazionismo territoriale costituisca un punto fondante, tra l'altro nello statuto delle due banche, di essere promotori della volontà di essere favorevoli alla donazione di organi e tessuti. Ecco, io penso, professor Pallù, che se non ci fossero queste associazioni di volontariato, queste fondazioni, io non so come saremmo presi. Sono loro che si muovono per cercare, ecco, di far conoscere. Lei ha parlato di conoscenza, ma ci vuole anche una certa sensibilità, ecco, a capire l'importanza anche di donare, e perciò bisogna essere anche sensibili oltre che tecnici. Questo lo fanno il mondo del volontariato. Cosa ne pensa, professore? Noi abbiamo creato il villaggio delle associazioni, che parte proprio oggi fino a domenica, perché siamo in tanti, ognuno va dalla propria parte, invece dobbiamo cercare di unire, di fare rete per arrivare veramente al messaggio finale, che è quello di cercare di aiutare anche con le nostre associazioni questa ricerca che è fondamentale. Prego, professore. Grazie, noi cerchiamo di fare il possibile, lei ha detto bene, quindi suscitare l'interesse, destare interesse nel mondo delle associazioni, nel mondo sportivo. Ecco, cerchiamo di farci conoscere. Io stesso mi sto mettendo in gioco con l'Associazione Industriali del Veneto, con varie società sportive, con i giovani. Ecco, questo è il massimo che si può fare, ma anche grazie ai canali come il suo noi possiamo diffondere l'informazione e rendere consapevoli i cittadini. E allora ne abbiamo subito uno, abbiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo, prego. Pronto? Pronto? Non lo sento. Allora andiamo a vedere un altro servizio molto importante, andiamo a vedere questo forum Salute Giordani e professor Pallù. Andiamo a vedere. Dopo il successo della prima edizione si terrà sempre a Padova dal 13 al 15 marzo la seconda edizione del World Health Forum, congresso internazionale pensato per riflettere sulle sfide e gli sviluppi della sanità a livello globale. L'appuntamento è stato presentato a Venezia nella sede della giunta regionale dal presidente Luca Zaia insieme al sindaco di Padova Sergio Giordani e dal coordinatore del comitato scientifico Giorgio Palù. Questa seconda edizione avrà come argomento principale la terapia genica. La terapia genica avrà sicuramente un'evoluzione e la sta già avendo nell'ambito dei tumori e anche delle malattie infettive, perché pensare di eradicare una malattia genetica come l'AIDS, quindi il virus che si integra nel nostro genoma e viene trasmesso come tratto ereditario alla progenie, quindi non si può che ricorrendo a tecnologie di questo tipo. Quindi questo sarà uno degli argomenti importanti. Nella 3 giorni di meeting si parlerà di medicina come prevenzione e benessere, medicina molecolare, terapie avanzate, ma anche di pandemie passate e di virus. Ci saranno almeno 3 relatori che parleranno
di come utilizzare i virus per curare i tumori. Si chiama viroterapia dei tumori, cioè si modificano geneticamente i virus per attaccare solo le cellule tumorali e risparmiare le cellule sane. L'anno scorso i partecipanti sono stati circa 3.000 con 35 università coinvolte e 13 centri di ricerca internazionali, un successo che dovrebbe essere bissato quest'anno e che potrebbe diventare un appuntamento annuale come auspicato dal sindaco di Padova. Abbiamo un'università incredibile, un'azienda ospedaliera incredibile, per cui penso che sia il minimo. Padova deve rivendicare questo ruolo anche come assetto industriale, per cui è molto importante quello che viene fatto. Mi auguro che venga fatto di anno in anno, perché ha una valenza sia per la salute dei cittadini sia per l'aspetto commerciale. Vediamo se c'è Rinaldo, si è ripreso la linea. Rinaldo? Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Mirella? Prego. Pronto? Sì, ti sento. Allora, intanto mi faccio gli auguri a Amarcia, non la conosco ma mi faccio gli auguri in cammino, perché se ti è una brava persona, bisogna che sia una brava persona. Cara Amarcia, tanti auguri, va avanti così, che va bene così. E dopo i professori che fa che mestiere ha, gli illuminati della scienza, bisogna dare più visibilità. Gli abbiamo tanta importanza a due cantanti che ne rompono che è stato e queste robe qua bisogna insegnare nelle scuole da tutte queste robe. Mi sono detto, non voglio studiare, però ho vissuto l'esperienza di vita che è un'altra cosa. C'è un mio grande per strada, ti ha capito Mirella? Non mi perdi in nessuna parte, vuoi imparare tante robe che posso insegnare al mondo per dire. Perché quello che facciamo noi non ne può farlo nessuno. Tutti quanti abbiamo una specificità nella vita. Uno ha studiato ha avuto fortuna perché nella nostra epoca non si usava. Grazie a questi personaggi, a queste persone con questa buona volontà e sportività perché si sempre impegnati per gli altri, bisogna dare visibilità. I giovani non sanno neanche cosa vuol dire chissà di queste robe. Ma e TV importanti, la tua televisione porta questi problemi di visibilità, ma non parla in nessuna parte, neanche dove che paghiamo il canone. È vergognoso che i politici non facciano fare alla RAI una trasmissione che possa insegnare su un orario che sia ai giovani, non mezzanotte, un botto di notte, perché certe robe importanti per l'oraria. Queste persone qua, che ne voglio dire tante, ancora di più. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, grazie, fa molto riflettere quello che dici, la curiosità, vede professor Palù, di intrigare anche le persone a casa, di ascoltare, di essere attenti, perché la curiosità non si ferma a 30-40 anni, continua, basta vedere l'università della terza età. Ma professore, cosa ne pensa? Lei, ricercatore, bisogna investire sulla ricerca invece di tagliare la ricerca, ma mi sembra che non facciamo dei passi avanti, mi sembra che stiamo facendo dei passi indietro, malattie rare tantissime, ognuna con pochi numeri e pochi investimenti. Cosa c'è che non va? Eppure tutti gli esperti parlano chiaro, per risolvere il problema bisogna investire nella ricerca, non c'è niente da fare, scienza e ricerca, la tecnologia ha fatto passi da gigante grazie anche alla ricerca e alla scienza. Come facciamo, professore, se qualcuno non ascolta? Prego, professor Palù. Guardi, investire sulla ricerca è vero, a livello di prodotto interno lordo e di investimento non è che siamo tra i primi paesi in Europa, non ci confrontiamo nemmeno con gli Stati Uniti e con la Cina. Se non ci fossero anche qui diciamo, le fondazioni benefiche, sto parlando di Teleton, di AERC, della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, quindi se non ci fossero queste direi che il budget per la ricerca in Italia, se quello statale, sarebbe forse agli ultimi posti come diciamo, investimento pubblico. Quindi lei ovviamente mi spinge a parlare degli investimenti sulla ricerca, non fa altro che fare quello che io cerco di svolgere tutti i giorni come compito, cioè di propagandare l'importanza della ricerca, soprattutto la ricerca di base, quella che non ha subito uno sviluppo pratico rispetto alla ricerca applicativa.
la ricerca clinica, perché è dalla ricerca di base che poi vengono fuori quelle scoperte che saranno utilizzate, se non nel breve ma nel medio periodo. Quindi importante anche qui donare soldi per la ricerca, e anche mi permetta di spezzare una lancia a favore ancora della Fondazione Banca dei Tessuti Veneto. Ho mandato recentemente a Un'Industria Veneto un sollecito, perché c'è una possibilità ovviamente di sgravarsi anche dalle tasse con i 5 per 1000 degli industriali veneti. Ma il telespettatore che è intervenuto poc'anzi ha toccato un tema che è altrettanto importante della ricerca, che è la comunicazione scientifica. Quindi vede, oggi questa è lasciata in mano a personaggi che spesso non vengono scelti per qualità scientifica, per curriculum, in specifici argomenti. Molte volte la comunicazione è utilizzata per visibilità o per promozione individuale. Anche qui è importante la formazione dei giornalisti, che ci sia una selezione, che vengano scelti degli argomenti e che ci si rivolga non a dei tuttologi, ma esperti in specifiche materie. A parlare, io non mi fiderei mai a parlare di bosoni o di protoni o di particelle subnucleari, non essendo un fisico nucleare, e quindi quando si parla di medicina questa coinvolge tutti e si sente anche l'uomo della strada che dà giudizi. Ecco, direi che questo è sbagliato, bisogna rivolgersi, la comunicazione scientifica è fondamentale, e anche qui la scelta dei giornalisti devono essere anche questi edotti. All'estero i giornalisti sono preparati, quelli che si occupano del tema scientifico, hanno un dottorato di ricerca e quindi sanno ovviamente scegliere i comunicatori scientifici per specifici argomenti. Quello che cerco di fare anch'io con quelle celebrità che le ho detto, ma mi collego anche con l'America, con l'Australia, con dei ricercatori molto importanti, italiani che anzi ringraziano e ritornano anche in questa trasmissione. Però c'è anche un però, che si sente molto parlare di intelligenza artificiale, e il professor Gerosa dice sempre, e anche altri ospiti eccellenti che sanno di cosa parlo, ma alla fine c'è sempre la mano dell'uomo. Lei cosa ne pensa, professor Palù, di questa intelligenza artificiale? Ecco, che forse bisognerebbe parlare anche di etica, della parola etica, chi gestirà? Papa Francesco era molto preoccupato, era curioso anche di capire cos'era questa intelligenza artificiale, la paura di andare oltre, che qualcuno riesca a manipolare. Cosa ne pensa, professor Palù, proprio intelligenza artificiale, ricerca e sanità? Allora, è stato un argomento questo di quel World Health Forum Veneto che avete mostrato, di cui avete mostrato alcuni scorci, cioè l'uso dell'intelligenza artificiale in medicina, nella diagnosi, nella terapia delle malattie che colpiscono l'uomo, ma anche nella prevenzione. Che cos'è l'intelligenza artificiale? Oggi è una parola abusata, ma si usava già da 20 anni fa, diciamo, quando si sono approcciati gli aspetti di studio del genoma umano, del proteoma, di come un gene viene trascritto, di come viene letta una sequenza. Ecco, un insieme di algoritmi, quindi di sistemi di calcolo, che servono per immagazzinare e per decifrare una molteplicità di dati, quello che la mente umana non sarebbe capace di fare. È molto più critica dell'intelligenza artificiale, è più intelligente di questi sistemi, ma ovviamente non ha la capacità di immagazzinare tanti dati e elaborarli in tempi molto rapidi. Ecco, questo in breve l'intelligenza artificiale. Quando viene utilizzata in medicina oggi si parla di medicina di precisione, cioè o medicina individualizzata o disegnata sul singolo paziente. Oggi disponiamo di sistemi che ci permettono di capire una malattia che basi genetiche ha.
qual è il meccanismo che crea la malattia, e sulla base di questo meccanismo siamo in grado di decifrare, o meglio di proporre dei trattamenti molto specifici. Quindi è fondamentale quando viene usata in questi ambiti. Quindi abbiamo diciamo malattie genetiche, lei accennava alle malattie rare, che hanno ognuna un meccanismo genetico ben preciso. Ecco, quindi sono tecnologie fondamentali, però come dice il professor Gerosa, ecco, sarà difficile che un computer sostituisca la mano del chirurgo, e sarà sempre necessario un intervento chirurgico quando c'è una patologia che colpisce un organo, un tessuto in maniera così importante, che questo deve essere per forza rimosso. Quindi la medicina ha due branche: la medicina diciamo clinica, quella che fa uso di farmaci o di approcci medici o preventivi o di vaccini, e la chirurgia che nasce con la medicina, quindi anzi si può dire che il chirurgo, che vuol dire la forza nella mano, ecco, fin dai primordi diciamo delle basi scientifiche della medicina è sempre stato impiegato, lo ricordiamo, fin dalla Grecia, ma anche dall'Egitto, poi dagli arabi, la scuola di Salerno, e poi la chirurgia è quello che ha fatto grande le grandi scuole mediche di Bologna e soprattutto di Padova. Molte grazie professore, anche per spiegare anche l'importanza delle parole. Ecco, le parole vanno capite, vanno spiegate da professionisti, da gente che ha studiato, e soprattutto devono essere gestite da persone molto competenti e con un'etica morale, come diceva Papa Francesco, che lo nomino sempre, e speriamo che anche Leone XIV continui su questa strada, visto che è l'unico Papa anche laureato in matematica. Ecco, speriamo veramente bene. Professore... Io ho detto bene, cioè l'etica, ecco, non ne ho parlato, ma ne ha accennato lei. Quando si arriva a utilizzare delle terapie avanzate che incidono direttamente sui nostri geni, o la stessa trapiantologia, quando dobbiamo usare un trapianto da organo vivente o da donatore, ecco, l'etica, che è quella disciplina che regola il nostro comportamento, diciamo, e che non è sinonimo di morale, ma che va applicata, ecco, in tutte le attività dell'uomo. Ecco, l'etica è fondamentale, quindi per giudicare non solo il fine vita, chi può donare, o la volontà di un soggetto che ha espresso, ho parlato prima del testamento biologico, ma soprattutto in queste terapie avanzate bisognerà decidere esattamente anche qual è il valore della vita e cosa si può fare o fino a che punto ci si può spingere. Purtroppo però, professor Palù, la politica è entrata a gamba tesa su questi temi molto delicati. Ecco, lo dico io, non lo dice lei. Ecco, noi facciamo dei referendum dove veramente non riusciamo a capire dove vogliono andare a parare, perché non capiamo, non siamo competenti in materia, dove che abbiamo le idee chiare sulla nostra vita e sulla nostra morte, come fare, chi decidere, non ci fanno, ecco, fare questo referendum, non viene fatto, è stato scartato. Ma soprattutto quello che preoccupa è, come dice lei, l'etica nel parlare, nel conoscere, nel far capire, specialmente con i vaccini. Con l'ultimo vaccino è nato il finimondo, sono nati i Novax, si è sentito di tutto e di più. Professore, quanto è importante invece anche l'etica da parte che chi parla di questi temi così delicati sia consapevole e preparato? L'ha detto lei di quello che dice, ma mi sembra che anche qua qualche scienziato, qualche ricercatore, non tutti, perché bisogna guardare anche se andati da parte opposta, e soprattutto sono state colpite quelle fragilità mentali che pensano di credere e di sentire le cose giuste magari da persone
che invece vanno da un'altra parte. Ecco, questa è anche la comunicazione, la correttezza da parte dell'informazione a 360 gradi. Cosa ne pensa, professore? Perché ancora adesso assistiamo, io ricevo anche telefonate, anche una l'altro giorno, che proprio questo vaccino ha distrutto l'umanità e sta distruggendo l'umanità, così è stato detto, o quasi. Ecco, bisogna continuare a informare, a dire, a parlare. Cosa ne pensa, professore? E la politica magari che si occupasse di qualcos'altro? Prego. Ma penso che questo è un argomento su cui non possiamo dividerci né parcellizzare i nostri sforzi. E mi riferisco a cosa? Mi riferisco al fatto che ogni azienda ha il suo comitato di bioetica, come ogni azienda ha un suo sistema informatico che non dialoga. Quindi stiamo parlando di fascicolo sanitario elettronico, ma non c'è comunicazione. Quindi c'è bisogno di armonizzazione per quanto riguarda l'etica, o meglio la bioetica, che è una disciplina che è stata inventata da un oncologo americano. Non è stata inventata, diciamo che l'etica esisteva, cito l'etica forse più antica, che è quella nicomachea scritta da Aristotele, quindi è come professare il bene comune, ma la bioetica nasce proprio da uno sviluppo della medicina nel senso oncologico, quindi le prime terapie, stiamo parlando degli anni 70, oncologiche già ponevano questo problema, quindi si immagini le terapie molecolari avanzate che fanno uso di geni, di batteri, di virus, di vaccini costruiti geneticamente o con l'mRNA. Ecco, c'è bisogno, noi abbiamo in Italia, c'è bisogno di armonizzazione, dicevo, in Italia esiste il Comitato Nazionale di Bioetica, che è istruito e istituito con conoscenze molteplici e interdisciplinari, intersecanti, quindi è fatto non solo di biologi, di medici, di trapiantologi, di farmacologi, ma anche di filosofi morali che possono affrontare questi problemi. Quindi è un problema che dovrebbe essere affrontato nella sua complessità e non parcellizzato, quindi in tutte le sue implicazioni, come avviene anche all'estero. Quindi le biotecnologie, che sono l'uso quindi di cellule, di batteri, di elementi biologici anche microscopici o microbici o submicrobici, quindi geni sintetici, andrebbe armonizzato e diciamo studiato da questo punto di vista. Ecco, non entro in questioni politiche, stiamo ancora aspettando una legge sul fine vita, credo che adesso la politica se ne stia occupando anche su istanza della Corte Costituzionale. Ecco, per quanto riguarda, direi, ecco, non avrei altro da aggiungere se non che diciamo la medicina sta facendo continui passi avanti. Si pensi che le conoscenze biomediche si rinnovano nel giro di 5 anni. Quindi abbiamo bisogno anche qui di persone che comunicano queste innovazioni, queste nuove scoperte. Ecco, non lasciamole a tutti o ai cosiddetti tuttologi o alle cosiddette star televisive. Grazie professor Pallù. Abbiamo Silvino da Cendon di Silea. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Mirella, sono Longino del centro anziani qui di Cendon, il segretario. Prego, prego. Sì. Pronto Mirella, buongiorno. Volevo approfittare della tua trasmissione, sono Longino, il segretario del centro anziani qui di Cendon. Siamo un gruppo di volontari e abbiamo una figura particolare che compie gli anni e vorremmo ricordarla io personalmente, ma anche a nome di tutti i soci del centro anziani. Vogliamo fare gli auguri alla nostra Piera, che è il simbolo del centro anziani qui di Cendon. Tanti auguri, perché l'ho chiamata Piera, Marzia, da parte di me e da parte di tutti noi. Allora tanti auguri Piera, prima avevo detto Marzia, invece si chiama Piera. Grazie Piera per quello che fai, senti che hanno piacere di farti gli auguri Piera, siamo molto felici di questo e soprattutto per capire che bisogna atterrare dolcemente grazie a queste realtà che ci fanno ancora sperare che sono bravi, che si riuniscono, che giocano, che sorridono, che litigano,
come si fa nella quotidianità e soprattutto la gioia di vivere che non manca mai. Grazie della telefonata, un grande abbraccio da Mirella, ma ci vedremo la prossima settimana perché verremo a fare delle riprese molto belle e vedrete cosa vi faranno vedere questi diversamente giovani, come li chiamo io. Un grande abbraccio e grazie veramente, grazie per la telefonata e ancora grazie Piera, scusami se ti ho chiamato Marzia, invece auguri Piera da tutti noi. Queste donne, ecco, se non ci fossero dovremmo... All'ascoltatore Piero di Sendon di Silea, che rappresenta una comunità di anziani, un'associazione di anziani, ecco, se posso, per quella che è di mia competenza, amo parlare delle cose che conosco, non di quello che non so. Quindi, ecco, se posso, gli anziani, ecco, vorrei spezzare una lancia che riguarda i vaccini. I vaccini non sono solo per i giovani, anzi, soprattutto per gli anziani, è una cultura della vaccinazione nei soggetti anziani, stiamo parlando di più di 60 o 65 anni, ognuno ha un suo limite, ogni paese ha un suo limite, in Europa anche qui non esiste un'armonizzazione, ma voglio dire, ci sono vaccini che impattano notevolmente sulla salute degli anziani. Diciamo che se il vaccino per l'influenza è più utile per i giovani perché sono stati poco esposti al virus, negli anziani il vaccino per il Covid, ma io voglio ricordare anche dei vaccini che sono spesso non utilizzati. Per esempio il vaccino per l'herpes zoster, che è il virus della varicella, e nell'anziano può portare a gravi infermità dovute a patologia, neuropatologia, causata appunto grande dolore e invalidità dal fuoco di Sant'Antonio, e ci sono vaccini efficacissimi, quindi c'è un altro vaccino, quindi vaccino per l'herpes zoster, vaccino per il virus respiratorio sinciziale. Si pensi che è un'infezione che non colpisce solo i bambini, effettivamente il 90% nei primi 2 anni ne è esposto, ma sono 33 milioni di infezioni nel mondo con 3 milioni di ricoveri. Anche in Italia ci sono 26.000 ricoveri e soprattutto 1.800 morti per gli anziani. Oggi abbiamo 2 vaccini e un terzo disponibili, approvati, un terzo vaccino costruito come quello per il Covid con mRNA, che può proteggere la salute degli anziani. Quindi io li sollecito, questi sono vaccini autorizzati sia dall'FDA che dall'EMA che dall'AIFA, a vaccinarsi. Stanno comparendo malattie come il morbillo, la difterite, la pertosse, che possono colpire anche gli anziani. Io personalmente mi sono rivaccinato per queste infezioni, quindi ecco, ricordiamo, vorrei anche ricordare, anche se non è per gli anziani ma è per i giovani, il vaccino per il papillomavirus, che però ecco, va fatto ai 12enni, sia bambini che bambine. Ci sono 300.000 casi di cancro della cervice uterina nel mondo che possono essere prevenuti, 1.000 in Italia. Ecco, non è una prevenzione per un tumore in età giovanile, ma è un tumore che si manifesta in età adulta. Quindi ecco, i nipotini, avvisarli, ecco, se posso. Quindi i vaccini, lo voglio ricordare, salvano 6 persone al minuto nel globo terrestre, e negli ultimi 50 anni circa 150 milioni di persone sono state salvate dai vaccini. Quindi è quello che ci ha permesso di vivere. L'aspettaza di vita nel 1900 era di 50 anni, oggi è di 82-85, sia che sia il maschio che la femmina adulta. Quindi ecco, mi permetto di ricordare questo, come il vaccino è importante per l'influenza, e non sono vere quelle voci che vengono purtroppo dall'America, che ha ricostituito quindi l'ACIP, che è l'Advisory Committee per Immunization Practices, cioè il comitato per le pratiche di immunizzazione o di vaccinazione, che adesso sta dicendo non vaccinarsi nei vaccini che contengono un po' di mercurio, che è una parte per milione, si chiama timerosal, quel componente, ma non c'è nessun studio che lo dimostri. Quindi ricordo per la prossima stagione autunno-inverno di vaccinarsi, soprattutto le persone che hanno compiuto i 65 anni, anche per l'influenza. Grazie. Professore, qualcuno dice però ma io sto benissimo, e là è il grande problema. Soprattutto mi sembra lei sia nato a San Polo e vive a San Polo, professore, o sbaglio?
No, vivo a Ormelle, A Ormelle, che è ancora bellissimo. comune. Ecco, È un comune sul Piave ecco, e perfetto. vivo in una bella casa veneta. Bravissimo E alle mie professore. spalle. No, perché noi abbiamo visto, soprattutto nei paesi, c'è questa ritrosia, questa paura del vaccino, specialmente proprio dei diversamente giovani e non solo. Tanto è vero che ho sempre sollecitato gli amministratori locali a parlare, di informare, di cercare di far capire con persone esperte cos'è questo vaccino, il perché si fa il vaccino, e molti lo hanno anche fatto perché il sindaco è un punto di riferimento. Ecco, l'importanza anche degli amministratori per coinvolgere con persone appunto competenti questo capire di cosa si tratta, perché veramente c'è stato un accanimento contro, ci sono sempre stati contrari ai vaccini, ma contro questo è stata una cosa incredibile. Se poi ci mettiamo qua qualche ricercatore, qualche scienziato e anche dei medici, capisce bene che il versamente giovane che mi chiama, ma me l'ha detto il mio medico di non vaccinarmi, ti mette con le spalle al muro. Ecco, come messaggio che lei veramente sta cercando anche di dare questa mattina, avete sentito al minuto i numeri che ha dato il professor Palù. Ecco, forse qui dovrebbero essere autorizzati a parlare veramente solo delle persone competenti, non i tutologi, come ha detto lei. Rinnoviamo il messaggio, professore, perché veramente è molto importante. Prego. Beh, lei ha parlato di autorità amministrativa e sappia che la legge prevede che appunto il sindaco può disporre nei casi con delle delibere sue proprie, come nei casi emergenziali o nei casi come di catastrofi locali o di emergenze locali anche infettive. Io vivo nella sinistra Piave, ma mi professo veneto, e voglio ricordare a chi ci ascolta che la Serenissima Venezia fu la prima al mondo non solo a inventarsi i lazzaretti, quindi l'isolamento nel caso delle pandemie, addirittura il Green Pass, quindi c'era chi controllava, i medici che controllavano se uno era stato in un ambiente dove c'era la peste endemica o se veniva dall'oltremare e quindi poteva portare la peste. Quindi ricordo che c'erano le quarantene, i procuratori di San Marco, ma il Doge, lo ricordo per chi ci ascolta, era responsabile delle decisioni sulla sanità. Quindi la Serenissima ha istituito ante litteram quelle che sono le misure ancora oggi in voga di prevenzione in tutto il mondo per quelle emergenze che richiedano delle procedure non mediche, quindi non farmacologiche. Quindi misure di prevenzione, misure di igiene come il distanziamento o la chiusura, il cosiddetto lockdown, l'aveva già previsto ancora nel 1400, nel 1500 la Serenissima Repubblica. Grazie, veramente grazie professore, anche per aver spiegato anche l'importanza della Serenissima. Ecco, forse qualche politico dovrebbe andare a vedere e leggersi qualche buon libro. La storia è fondamentale. Ecco. Se mi permette, sul Covid, lei aveva accennato prima a queste paure. Ecco, ci sono dati inoppugnabili pubblicati su riviste scientifiche di alto rango come il Lancet, che è una rivista inglese, e non solo sui dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Magari qualcuno non ci vuole credere a quello, ma deve credere ai dati ottenuti in tutto il mondo sull'eccesso di mortalità nel periodo del Covid, quindi mortalità da tutte le cause che era nettamente aumentata. Con l'introduzione dei vaccini si calcola che almeno 20 milioni di vite siano state risparmiate, i vaccini anti-Covid, quindi quei vaccini a mRNA. Grazie, grazie professore. Pubblicità. Adesso vediamo delle slide che ha mandato il professor Palù, così le commentiamo assieme. Prego la regia di mandare la prima. Prego professore, cosa stiamo vedendo? Ma stiamo vedendo l'impatto della resistenza agli antimicrobici, in particolare agli antibiotici, ma anche agli antivirali, in Italia e nel mondo. Quindi l'uso inappropriato degli antibiotici, che troppo spesso ancora si fa, ha reso ormai resistenti gran parte dei batteri che si contraggono durante le operazioni
nosocomiali, quindi all'interno degli ospedali, ma anche in comunità. Sappia che circa il 60% delle infezioni urinarie vedono un Escherichia coli che è resistente alla maggior parte degli antibiotici, oppure le infezioni che non sono virali, che vengono trattate con antibiotici magari in maniera inappropriata, ma batteri che ci infettano a livello delle prime vie aeree oggi sono resistenti a gran parte dei farmaci come betalatamici, le penicelline, le cefalosporine, i macrolidi come l'eritromicina, la claritromicina. Quindi questa è una grossa preoccupazione per il mondo. Se lei pensa che, ha visto cosa pensa l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che nel 2050 ci saranno 10 milioni di morti per infezioni da questi batteri. Addirittura il Lancet ha pubblicato quest'anno che si parla addirittura di 40 milioni di morti, sicuramente più che per neoplasie, e la risposta non può essere che un appropriato uso degli antibiotici. Quando ero presidente dell'AIFA ho molto stimolato l'interesse in questo senso anche da parte del Ministero, che se ne è fatto carico. Quindi l'industria farmaceutica, da circa 30 anni non si producono più nuovi antibiotici, gli ultimi sono stati l'Inezolid, l'ossazolidinone e i chinoloni, per parlare la ciprofloxacina per esempio. Non si producono più. Oggi con l'intelligenza artificiale, utilizzando quelle risorse che sono nel suolo, i batteri del suolo per esempio, sappiamo che gran parte degli antibiotici è prodotta ancora per via naturale, o meglio da altri microrganismi, quindi batteri e funghi in particolare, ma per esempio adesso gli ultimi antibiotici scoperti in questi anni recenti, soprattutto negli ultimi 2 anni, la lariocidina, il clovibactam e la chineomicina, sono stati prodotti da batteri del suolo. Il 99% dei batteri, noi conosciamo solo alcune migliaia di batteri e di virus che danno le malattie nell'uomo, ma ce ne sono miliardi. Batteri e virus sono gli elementi più rappresentati nella biosfera del nostro pianeta. Utilizzando i batteri del suolo, la materia grigia cosiddetta, quelli che non si riesce a coltivare, ma con tecniche di intelligenza artificiale o coltivandoli con gli stessi elementi che trovano nel suolo, si sono prodotti nuovi antibiotici che forse ci proteggeranno in futuro dalla resistenza. Ormai ci sono batteri resistenti a tutti gli antibiotici e stiamo parlando di micobatteri, di batteri intestinali e di batteri che colpiscono le vie respiratorie. Quindi perché? Perché noi ricoveriamo ancora e trattiamo con antibiotici? Si pensi che il 40% dei ricoverati in ospedale è trattato con antibiotici in Italia, contro il 20% in Europa. Quindi ci vuole un approccio razionale per l'uso degli antibiotici. Tutti gli ospedali adesso si sono forniti di una cosiddetta stewardship, che è una gestione responsabile, quindi un gruppo che prevede un microbiologo, un infettivologo, un clinico, un farmacologo, il farmacista, un infermiere che monitora l'uso degli antibiotici, li dosa in vivo, ne misura la sensibilità dei germi isolati, l'epidemiologia di reparti. È un problema estremamente importante. Quindi l'industria farmaceutica va stimolata a produrre nuovi antibiotici, non li ha prodotti per tanti anni perché diversamente da altri farmaci, per esempio la pillola che si prende tutti i giorni, l'aspirinetta per il colesterolo, per la pressione, una terapia antibiotica dura solo pochi giorni, ma è importante l'uso appropriato che se ne faccia di antibiotici sia in ricovero che in comunità. Quindi il medico deve prescriverli solo quando è necessario. Spesse volte un'infezione virale viene trattata con antibiotici. Allora c'è una slide molto bella che prego la regia di rimandare, che eccola qua. Cosa stiamo vedendo, professore? Grazie per queste slide che fanno capire, state attenti a quello che dirà il professore. Prego. Stiamo vedendo in questa slide i 2 vincitori del premio Nobel del 2023, quindi
il penultimo premio Nobel, Drew Weissman e Kathleen Caricot, che hanno scoperto un meccanismo per rendere i vaccini a mRNA assolutamente non tossici, e stiamo vedendo quelli che sono gli sviluppi della vaccinologia, che oggi, grazie all'intelligenza artificiale, la vedete lì in cima, siamo passati da coltivare batteri e virus, ucciderli e inocularli come vaccino, alle tecnologie del DNA ricombinante che ci hanno permesso di creare dei vaccini costituiti da una singola proteina, alla purificazione di queste proteine, all'intelligenza artificiale che permette, studiando gli anticorpi che vengono prodotti in un soggetto che ha avuto un'infezione naturale, di produrre l'antigene corrispondente, quindi il paratopo sul disegno dell'epitopo, quindi l'intelligenza artificiale ci aiuterà anche in questo. Mi lasci ricordare che lunedì prossimo a Padova c'è un convegno alla Fiera che vede i protagonisti, l'università, la regione, le aziende ospedaliere del Veneto, in particolare l'azienda Euganea e l'azienda ospedaliera di Padova, appunto nel dire quello che sarà il ruolo dell'intelligenza artificiale nella medicina del futuro e nell'ospedale del futuro. Allora andiamo a vedere un'altra cosa importante che ne ha parlato il professor Palù, l'aviaria. Andiamo a vedere il servizio e poi lo commentiamo col professor Palù, professor Giorgio Palù. Se è Verona la provincia veneta più colpita dal virus dell'influenza aviaria con 15 focolai, è Treviso la seconda con 7, seguita da Venezia con 3 secondo l'ultimo report dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Il virus H5N1 si diffonde portato dalle specie selvatiche di volatili che facilitano la propagazione negli allevamenti avicoli, ma il virus dell'aviaria ha fatto anche il salto di specie infettando altri animali. Recentemente negli Stati Uniti si è diffuso in centinaia di allevamenti di bovini ed ha contagiato molte specie di mammiferi. Si teme, come già accaduto, che si trasferisca all'uomo, e se le conseguenze sono pesanti per gli allevatori, visto che la presenza del virus impone la soppressione e distruzione di tutti gli animali infetti, quali sono i rischi per l'uomo? È un virus che, se inalato profondamente può creare dei danni, può avere un'alta mortalità, ma sappiamo che anche quello che è successo in America, quando si trasmette, passa dall'animale all'uomo, di solito da una congiuntivite, una banale influenza o un raffreddore. Quindi direi per il momento non c'è ancora il timore di un virus pandemico, però ovviamente va aumentata la soglia di attenzione, soprattutto bisogna essere pronti, ma lo è già l'Europa, ma anche il nostro Paese. Ci sono dei vaccini, ci sono dei farmaci, ma bisogna essere pronti a studiarlo, soprattutto all'interfaccia uomo-animale-ambiente, per vedere se acquisirà quelle proprietà che gli permettono di diventare pandemico. Allora, professor Palù, intanto grazie per questi servizi che abbiamo visto molto importanti, queste interviste che ha rilasciato. Cos'è che la preoccupa di più, professore? Perché noi abbiamo parlato di neoplasie, ma abbiamo parlato e si inizia a parlare di virus e di batteri. Qualcuno non riesce ancora a capire la differenza tra virus e batterio. Ecco, l'informazione che deve arrivare nelle case, alle persone devono conoscere, capire, e anche l'avviare è una cosa che se ne parla poco e soprattutto dobbiamo sentire gli esperti. Cos'è che la preoccupa di più, professore, nel futuro? Perché bisogna parlare anche di prevenzione, bisogna prevenire prima di curare. Prego, professor Palù. Ma è ancora attuale quello che avete presentato in questo servizio, in quella intervista. H5N1, questo è il nome del virus dell'aviaria, circola dal 1997-98 con i primi casi a Hong Kong, poi in Cina. Ce ne sono altri virus aviari, cioè che infettano le specie aviarie, l'anatra in particolare, ma anche gli animali domestici, il pollo, le anatre e le oche, non solo quelle selvatiche. Quindi è un virus che nell'uomo ha colpito circa 1000 persone con mortalità, ma quindi 800.000 sono stati i morti, ma solo per contiguità, quindi è passato dall'animale all'uomo, soprattutto in Asia dove si vive a stretto contatto, ma non si è
ancora, diciamo, se non in 2 o 3 casi riportati in letteratura, trasmesso da uomo a uomo. Quindi è un virus che potrebbe avere un potenziale pandemico. Ricordiamo che adesso ci sono stati centinaia di allevamenti in America, ma lo vediamo anche nel resto del mondo, e quindi anche qui a Verona e nel nostro Veneto, colpiti da influenza aviaria non solo nel pollo, ma in America per la prima volta. Questo virus è un virus dell'influenza A, tipo quello che abbiamo ancora in circolazione, l'H1N1 e l'H3N2, che per la prima volta è passato nei bovini. Come c'è passato? C'è passato probabilmente per aerosol, da deiscenze, depositi lasciati dagli uccelli negli allevamenti, e soprattutto con diciamo, la mungitura automatica delle mucche si è trasmesso alle mammelle e da qui al resto degli animali. Devo dire che però i bovini si infettano anche loro, ma con conseguenze non gravissime. Certo che l'impatto può essere diciamo importantissimo, e si è subito sollevata l'allerta perché dai bovini si trasmetteva questo virus, o dai bovini o dagli uccelli si trasmetteva almeno a un centinaio di specie di mammifere. Consiamo mammiferi che sono anche cani, gatti o animali mammiferi acquatici come i delfini, quindi implicati non solo nella catena alimentare ma anche nella vicinanza all'uomo. Quello, come ho detto, non ci sono stati casi gravi fortunatamente. Quindi stiamo parlando però di un nuovo approccio alla medicina, che in questi casi sapremo che le pandemie sono inevitabili, ne abbiamo avute 2 in questo secolo, quella dell'H1N1 nel 2009 e quella nel 2019-2020 del Covid. Ecco, sarà l'influenza la prossima? Non lo sappiamo, quindi questo virus circola da 30 anni ma ancora non ha dato una pandemia. Però l'approccio deve essere ormai cosiddetto One Health, cioè la salute è unica, animali, uomo, ambiente, anche se guardati da diversi specialisti, devono essere guardati insieme da questi specialisti. Quindi va posta attenzione a quello che si verifica nell'ambiente, nei pipistrelli, che trasmettono molti virus e sono dei mammiferi. Il loro genoma è molto simile a quello dell'uomo, come lo è quello del topo, diciamo è quello delle scimmie, che è identico al 99% al nostro genoma. Quindi la sorveglianza nell'ambiente, negli animali e nell'uomo. Quindi un raccordo strettissimo quando si fa la sorveglianza, perché solo così, come ha detto lei, si può attuare o mettere in atto la prevenzione prima che si sviluppi una pandemia. Quindi prevenire è meglio che curare, ma questo lo diceva Pasteur ancora più di 200 anni fa. Allora chiudiamo, professore, siamo proprio in chiusura. Siamo in chiusura, allora chiudiamo con questo caso dengue, andiamo a Padova e salutiamo il professore e sentiremo con quale messaggio ci saluterà. Andiamo a vedere il servizio e poi salutiamo il professore emerito Giorgio Palù. Nuovo caso di dengue segnalato a Padova, il primo in città. Colpito questa volta un uomo di mezza età residente in zona Ponte Vigo d'Arzere. L'uomo ora è ricoverato in ospedale nel reparto di malattie infettive in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Anche questo caso è ritenuto di importazione. L'uomo non si è ammalato sul territorio nazionale, anche se non è ancora chiara l'origine. Complessivamente le arbovirosi, queste patologie con nomi anche strani, entrano nel capitolone febbri estive. È una forma quasi simile influenzale d'estate, quindi cefalea, una febbre che può essere più intensa o un po' meno, una febbricola. Possono esserci disappetenza, stanchezza, artralgie, dolori articolari. Nei casi più gravi possono esserci anche sindromi encefalitiche o meningoencefalitiche. Il sindaco Sergio Giordani ha firmato l'ordinanza che interessa le zone di Mortise e Ponte Vigo d'Arzere per la disinfestazione nel raggio di 200 metri dalla sua abitazione. Dal comune si invita inoltre la cittadinanza a rispettare le precauzioni durante la disinfestazione, ovvero non raccogliere frutta e verdura dagli orti, tenere al chiuso gli animali e di restare in casa.
L'ULSS 6 Euganea inoltre invita tutti a proteggersi con repellenti, evitare che l'acqua piovana diventi stagnante nelle proprietà private e di utilizzare le zanzariere. Abbiamo dei consigli per l'individuo: proteggersi, mettere il repellente, maniche lunghe, pantaloni lunghi, colori chiari, perché non si può controllare le zanzare ovunque esse siano, quindi la protezione individuale riveste un'importanza molto importante, non solo per questo ma anche per camminare in montagna, per dire, pensiamo alle zecche. E poi invece abbiamo gli interventi sul proprio ambiente di vita, dove si vive, magari c'è un giardino, ci sono delle piante, ecco, queste cose qui diciamo sempre sono molto importanti, quindi mettere le sostanze previste nei tombini, svuotare diciamo i sottovasi e non lasciare ristagni d'acqua. Ecco, chiudiamo anche con questa slide che ha mandato il professore proprio per quanto riguarda le zanzare. Prego professore, ecco, commentiamo e poi come ci saluta. Abbiamo visto una decretazione, un'ordinanza del sindaco che è l'autorità in materia a proposito, quindi lui ha deciso le misure igieniche da intraprendere nel caso di Padova, nel caso di dengue di Padova. Dengue è un flavivirus, è uno arbovirus trasmesso da artropodi. In quella diapositiva si mostrava che la zanzara è l'animale che uccide l'uomo più di tutti. L'altro animale è l'uomo che uccide, quelli sono il numero di persone che muoiono all'anno per morso di zanzara. Vedete, l'uomo è il secondo, ma diciamo che con le guerre sta largamente superando quello che fanno le zanzare. Ecco, la dengue è un'infezione da arbovirus trasmesso da una zanzara del genere Aedes aegypti di solito, che colpisce circa 500 milioni e colpiva 500 milioni di persone nella fascia equatoriale che vediamo dall'Asia fino al Brasile, quindi l'Africa, Asia, anche l'America, il nord, parte del nord del Centro America e del Sud America. 50-100.000 persone muoiono ogni anno di che cosa? Di una forma grave di questa infezione che, come ha detto l'interlocutore, di solito è un tipo influenzale, ma può complicarsi con una febbre emorragica. Oggi esiste un vaccino per la dengue, un vaccino per chi si reca, autorizzato dalla nostra agenzia AIFA, per chi si reca nei paesi endemici e vi soggiorna, ma stiamo assistendo da 10 anni a questa parte che anche nei paesi non tropicali o subtropicali, ma mediterranei, nei paesi quindi con diciamo la temperatura e l'ambiente quale è nell'Italia del Nord e nel resto dell'Europa, ci sono casi autoctoni. I primi casi autoctoni, cioè trasmessi da zanzare che risiedono, che non sono l'Aedes aegypti ma l'Albopictus. Questa è la cosiddetta zanzara tigre che abbiamo importato a Padova con il commercio delle gomme, quindi è venuta quindi in quei residui di umidità che si accumulano nel trasporto aereo all'interno dei pneumatici. Ecco, quindi abbiamo casi e c'è la possibilità che anche questa zanzara che è presente nel nostro territorio trasmetta il dengue. Dengue era in Italia fino all'anno scorso una malattia da importazione da chi andava in questi paesi tropicali o subtropicali, anche nei nostri climi adesso è possibile, quindi giustamente il sindaco cosa ha fatto? Ha fatto la disinfestazione, soprattutto nelle tubature, nei tombini, dove si raccoglie l'acqua reflua dai tetti e dalle case, e dove si annidano le larve di questo insetto e poi diventano zanzare mature. Ecco, quindi disinfestazione è un metodo per prevenire. Altri metodi sono mettere delle tendine alle finestre, quando si va all'estero dormire con letti che prevengono la puntura di insetto, non solo la dengue ma anche la malaria che colpisce moltissime persone al mondo, quindi ecco, questo è importante. Vaccini, prevenzione non vaccinale. Per la dengue c'è un vaccino, non ci sono ancora farmaci. Ricordiamo che abbiamo un'altra infezione endemica che abbiamo isolato noi,
per la prima volta a Padova ancora 20 anni fa circa, nel 2008, che è il West Nile, che è trasmesso non dalla zanzara tigre ma dalla culex, che è quella che ci punge diciamo verso sera, mentre la zanzara tigre ci punge a tutte le ore del giorno. Quindi prevenzione e ancora una volta vaccini, ancora una volta conoscenza, isoliamo il virus, quindi quando c'è da fare una diagnosi il medico deve inviare un prelievo adeguato al laboratorio di virologia. Io la ringrazio veramente, anche la pronuncia, ecco, la dico anche ai miei colleghi, si dice Denghi, l'ha spiegato bene il professore, ha fatto bene, perché bisogna imparare anche a definire le parole nella correttezza. Grazie professore, impariamo sempre di più anche noi, perciò grazie anche per averlo un po' evidenziato, soprattutto grazie per tutta la conoscenza che ha cercato di trasmettere questa mattina ai tanti ascoltatori che ci stanno ascoltando. Grazie veramente al professor Giorgio Palù, professore emerito all'Università di Padova, presidente della Fondazione Banca degli Occhi, veramente di essere stato con noi. Buona giornata e grazie professore. Banca dei Tessuti, grazie a lei e agli ascoltatori. Grazie, grazie. Pubblicità. Allora siamo col presidente Tullio Giacomini, un grande uomo, un uomo molto umano, ma soprattutto cosa è riuscito a mettere in piedi non questa sera, ma da tanti anni. Questa passione dove nasce, quando nasce? È nata un quarto di secolo fa, 25 anni. E allora ho incontrato dei maestri di musica con i quali parlando è venuta fuori l'idea di fare un'associazione che vada a favore dei ragazzi. E da questa idea si è sviluppata un'associazione e questa associazione si rivolge soprattutto ai giovani che hanno la passione per la musica e ha l'intento di portarli a fare l'attività musicale. Ci siamo accorti che questo era una strada giusta per dare a questi ragazzi l'occasione di stare assieme, di fare solidarietà fra loro e soprattutto di suonare assieme, cosa che è molto importante perché la musica, oltre che unire e dare una formazione diciamo tecnica, ha anche l'aspetto di educazione e di formazione. Questi sono i buoni esempi, tu stai dando un buon esempio, un esempio anche a tutti quei ragazzi e quelle persone che hanno perso la strada dei valori, Tullio Giacomini. Sì, mi interessa molto che questi ragazzi trovino la possibilità di essere un domani dei buoni cittadini. E vi assicuro che la scuola della musica, la formazione musicale dà certamente questa possibilità. Io dico sempre anche a questi ragazzi, tenete il vostro strumento sempre accanto a voi, perché potete anche stancarvi di suonare, potete anche cambiare oggetto della vostra gioventù, non so, giocare a calcio. Ma lo strumento deve essere sempre conservato. Un grande abbraccio alla moglie di Tullio Giacomini, alla figlia. Tullio non c'è più, ci ha lasciato ieri. Prima ci aveva lasciato questa orchestra che non è stata supportata da chi doveva supportarla. Una storia lunga tanti anni per cercare di infondere valori, conoscenza, la bellezza della musica, dello strumento, conoscerlo. Ha bussato a tutte le porte ma non ce l'ha fatta a tenere in piedi questa meravigliosa orchestra formata da più di 60 ragazzi dai 14 ai 22 anni, più di 30 anni di storia buttati là perché nessuno lo ha supportato. Tullio, io ti mando un grande abbraccio.
Ecco, sarai sempre con noi per quello che hai cercato di fare, di dire, con la tua signorilità, la tua eleganza, la tua pacatezza, accompagnato da queste due donne fondamentali che nonostante la tua grande malattia ti portavano, ti supportavano, ti incitavano a non mollare. Poi a un certo momento non ce l'hai più fatta e ci hai lasciato. Perciò un grande abbraccio a te e a tutta la tua famiglia e anche a tutti quei giovani che hai cercato di inviare in un percorso molto bello che è la musica, soprattutto l'arte e la cultura, ma non sei stato capito o non hanno voluto capirti. Grazie e ringrazio soprattutto la professoressa Angela Ferraro, dirigente scolastica della Colletti, soprattutto questa dirigente ai quei valori che abbiamo appena sentito di Tullio Giacomini, e come fare intrigare i ragazzi, a fargli capire che la vita è una cosa meravigliosa, che devono trovare dei percorsi importanti anche all'interno della scuola. Ma io non devo essere fortunata, professoressa, a trovare lei o a trovare Tullio Giacomini. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, conoscere, essere intrigato, crescere con la cultura. Grazie, saluto anche Giovanni Masciti, presidente sulla sicurezza partecipata, per un'associazione veramente molto importante. Grazie anche a lei di essere qui, siamo collegati da Parma e parleremo anche dei valori del cittadino che si rimbocca le maniche per cercare di tutelare anche il vicino, ecco, questo vicinato che fa molto riflettere. Allora inizierei proprio dalla professoressa. Professoressa, quanto è importante crescere con la cultura, nell'arte in generale? Qui è la scuola, perché se io non ho la famiglia è la scuola che mi deve indirizzare, sennò cosa faccio? Prego professoressa e sempre grazie per quello che fa. Grazie a voi per l'invito frequente che mi fate e mi date modo di essere portavoce di quello che è la mia comunità scolastica e del modello che portiamo avanti. Devo dire moltissime scuole danno del loro meglio, veramente tantissime scuole, soprattutto nel Trevigiano, cercano di offrire ai ragazzi un'offerta formativa quanto più variegata possibile. Diciamo che l'arte, la cultura, la musica e tutte le forme d'arte dovrebbero servire anche a strutturare nei ragazzi la loro identità, la loro personalità, il loro senso critico. Quello che mi sembra un po' scemare negli ultimi anni è anche la capacità del ragazzo di formare un proprio pensiero estremamente autonomo che si basa sul dubitare, sul dubbio, non sull'accettazione critica o su eventuali indottrinamenti che gli vengono proposti dagli adulti di vario genere che si trovano sul suo cammino, ma piano piano iniziando proprio nel dubbio a formarsi un proprio pensiero. Questo è estremamente importante perché nel momento in cui c'è una certa omologazione culturale di pensiero, il senso critico per il ragazzo può fare la differenza. La musica anche nella mia scuola, ma in altre scuole anche di Treviso e provincia, è molto importante, tant'è che esiste l'indirizzo musicale, la cui sperimentazione risale addirittura agli anni 90 e per noi è un fiore all'occhiello perché attraverso l'indirizzo musicale anno per anno l'orchestra cambia, perché anno per anno entrando le prime classi la morfologia, la composizione dell'orchestra per esempio delle Colletti cambia, ma non solo delle mie, tutte le scuole che hanno un indirizzo musicale hanno questo turnover continuo che se da una parte sottopone i docenti a un continuo mettersi in gioco, dall'altro offre opportunità a veramente tantissimi ragazzi di poter avere un contatto con la musica e lavorare in squadra, perché stare in un'orchestra significa anche allenarsi a stare in gruppo, a stare nel gruppo classe. Io comunque continuo a ripetere in ogni occasione che mi viene data che uno dei fattori più importanti per i ragazzi, per cercare di farli sentire autonomi, responsabili e stimolare l'intelligenza emotiva è collocarli in una dinamica di aiuto verso gli altri ed è quello per cui noi stiamo portando avanti un progetto da 2 anni di peer education che magari vi illustrerò più tardi, ma la dinamica di aiuto è quello che pone il ragazzo in una sensazione di autoefficacia, responsabilità, autonomia personale, si sente importante, la sua autostima cresce. Ecco perché ci tengo particolarmente a mandare questo messaggio e per fortuna anche un ordine del giorno della Camera dei Deputati lo ha recepito, indicando la scuola Colletti come portatrice di una buona prassi che si intende estendere a tutti. Le scuole superiori già lo fanno perché hanno il PCTO, le scuole medie non tanto, quindi il mio messaggio è di invitare a tutti
a tutte le scuole, a tutte le comunità, a tutte le associazioni di aiutarci a diffondere il messaggio di collocare i ragazzi più giovani possibili già in una dinamica di aiuto. Quella è la più grande forma di prevenzione che ci sia. Allora andiamo a vedere anche questo servizio che è molto importante proprio sul bullismo con la questora, la professoressa Ferraro Santomaso. Andiamo a vedere. Che cosa hai fatto per diventare un tutor? Ho aiutato dei miei compagni, soprattutto quelli in difficoltà che i professori mi hanno chiesto di affiancare. È uno dei ragazzi tutor delle scuole medie Coletti di Treviso. Giovani al centro di un progetto innovativo per contrastare emarginazioni e fenomeni di bullismo a scuola. Nella mia scuola inizialmente c'era qualche problema comportamentale di bullismo, questo risale a quasi 3 anni fa. Abbiamo iniziato da più di 2 anni una pratica che si chiama peer education, educazione tra pari, un affiancamento dei ragazzi tutor, che si chiamano così, nei confronti di ragazzi o con uno svantaggio linguistico o uno svantaggio socioculturale, in modo tale da veicolare uno strumento di aiuto e di educazione che previene il bullismo, non solo, e educa l'intelligenza emotiva e l'empatia. Educazione alle regole, ma soprattutto alla socialità, che parte proprio dal rapporto tra studenti, anche al di là delle provenienze etniche. Alla fine abbiamo proprio messo da parte quelle che sono anche le nostre diversità culturali e siamo riusciti ad approcciarci in modo veramente molto bello e si è creata un'amicizia che nonostante non sia diventato il mio migliore amico, comunque abbiamo legato. Avevo un compagno che aveva il gesso e per un periodo l'ho dovuto aiutare per scrivere magari anche i compiti, perché lui non riusciva neanche a muovere la mano. E alla fine? E alla fine dopo è guarito e con un po' più difficoltà è tornato a scrivere. Ti ha dato soddisfazione questo? Sì. Siete anche diventati amici? Sì, siamo diventati molto amici legati. Un progetto che il Ministero a Roma sta guardando con interesse, visti i risultati, per applicarlo a tutte le scuole italiane. Risultato? Il risultato è che non abbiamo più casi di bullismo, perché c'è un vantaggio diretto, ovvero i ragazzi che affiancano i ragazzi, e un vantaggio indiretto, cioè gli altri ragazzi osservano dinamiche di aiuto tutti i giorni nelle loro classi, non osservano più sopraffazione, violenza eccetera, sono casi estremamente isolati, c'è un effetto di contagio positivo e noi siamo qui anche per dimostrare che non esistono solo i bulli, ma esistono anche i bravissimi ragazzi che aiutano i loro compagni. Bellissimo, complimenti professoressa Ferraro per tutto quello che fa e che cerca di fare. Il mio problema grande però, adesso le scuole chiudono, agosto è un inferno per certi ragazzi perché non sanno dove andare, cosa fare e poi trovano il nemico dietro l'angolo. Quanto è importante invece avere le istituzioni al fianco. Noi abbiamo visto dalla questora al comandante dei carabinieri, veramente a quelle che sono le istituzioni unite per cercare veramente di dare un messaggio positivo a questi ragazzi. Avete sentito, questa è quasi una bambina, ecco con quanta pacatezza, dolcezza raccontava il percorso che stava facendo, e questo grazie a chi? Grazie alla professoressa Ferraro. Prego professoressa. Grazie anche al Rotary Club Treviso a cui mi sono rivolta 2 anni fa ieri ospite e che ha visto la validità di un service del genere che incideva pesantemente sulla vita dei giovani, l'ha accolto e lo sta portando avanti. Senza il Rotary Club non avrei potuto fare quello che sto portando avanti, quindi un grazie innanzitutto a loro e poi a tutti gli interlocutori che sto iniziando a incontrare nel percorso, tra cui appunto il questore di Treviso, tra cui l'onorevole Liprandi che ha traghettato questa proposta alla Camera dei Deputati e in Commissione Infanzia e Adolescenza per far capire che la dinamica di aiuto è la più grande forma di prevenzione del bullismo, perché è vero noi la usiamo la peer education per favorire l'inclusione dei ragazzi stranieri a zero italiano, cercare di prevenire casi di bullismo, cercare di aiutare i ragazzi con bisogni educativi speciali, ma ne beneficiano anche i tutor stessi che si sentono importanti, gratificati, con un'autostima che cresce, e tutti gli altri che osservano queste dinamiche, quello che cerco sempre di veicolare. Stiamo progettando insieme al Rotary una ulteriore evoluzione della peer education l'anno prossimo, ovvero collocare i tutor delle scuole medie a sostegno un giorno a settimana dei bambini delle primarie, perché inizio ad avere delle problematiche comportamentali alla scuola primaria
È incredibile, ma ci sono, vero? ma è vero, è la realtà. Ci sono delle fragilità, ovviamente potete immaginare, dovute all'eterogeneità etnica o altre variabili di svantaggio anche alla scuola primaria, quindi vorrei sperimentare i ragazzi delle medie già giovanissimi, quindi già innovativo per questo il progetto, a sostegno dei bambini della primaria. In più la questura, appunto grazie al protocollo che abbiamo firmato e siglato con la sensibilità del questore di Treviso, che non è affatto un dato scontato e che abbiamo invece incontrato piacevolmente, offrirà degli stage formativi negli uffici della questura per questi ragazzi tutor. Quindi qual è il messaggio anche? Creare degli esempi di leader positivi tra i giovani, anzi tra i giovanissimi, perché il ragazzo che avete sentito nel servizio fa la prima media, cioè sono ragazzi giovanissimi che si mettono in gioco, che stanno sperimentando sulla propria pelle quanto la dinamica di aiuto possa incidere sulla propria vita e sulla vita dei compagni che si trovano ad aiutare. E questo l'hanno dichiarato i ragazzi in quella sede di Palazzo dei 300, nei video che cerco anche di far vedere perché è la loro voce, e loro dicono ma a volte l'hanno spinti i genitori a fare il progetto della peer education, a diventare dei tutor, ma grazie a quel progetto hanno scoperto che significa aiutare gli altri, a iniziare dai propri pari, poi magari provando con i bambini. Vorrei nel percorso, adesso vediamo, cercare di includere i ragazzi con disabilità e chissà cos'altro. Grazie a Dio in quei quartieri c'è un mondo associazionistico molto florido, grazie al patto educativo di comunità riesco in qualche modo, anche con l'aiuto dei volontari, a fare delle cose per i bambini e per i ragazzi, quindi non sono soli, l'associazionismo, le istituzioni, il comune, la questura, insomma ci sono, e quando queste istituzioni dialogano e fanno quadrato, di solito le cose funzionano. Più chiara di così non poteva essere la professoressa Ferraro, ma soprattutto Angela Ferraro ha spiegato che stanno lavorando anche per il dopo, ecco, per cercare di migliorare sempre di più questo progetto veramente importante che coinvolge un po' tutti, hanno fatto rete e il messaggio sta arrivando, però bisogna continuare, non bisogna fermarsi. È come io ci sto a fare fatica, ma non puoi fare fatica 2 volte l'anno, devi fare fatica tutti i giorni, a mio avviso, professoressa, se no non andiamo da nessuna parte. Allora saluto anche Giovanni Masciti. Allora Giovanni, anche lei sta cercando di avere questa sensibilità, di rimboccarsi le maniche per aiutare la comunità. Il controllo di vicinato anche a Parma, come in tante realtà del nostro territorio, è fondamentale, perché veramente almeno non ti senti solo, c'è qualcuno che guarda, che ti protegge. Come vede la situazione? Prego. Assolutamente sì, la situazione qua dopo 10 anni di attività sta migliorando, stiamo avendo una partecipazione importante, sono quasi 4.000 aderenti solo nel comune di Parma, nell'intera provincia di Parma arriviamo a superare gli 8.000 aderenti a questo progetto. Però mi piace stamattina questa riunione, questa trasmissione, perché in pratica parliamo di giovani e infatti il nostro obiettivo, dopo aver lavorato su tutta la comunità degli adulti, è rivolta in questo periodo particolarmente ai giovani, e abbiamo messo assieme all'Università di Parma nelle mani di ragazzi dai 16 ai 23 anni l'opportunità di creare un festival, il primo festival italiano della prevenzione sociale, progettato, gestito e organizzato dai giovani, che si svolgerà il 4 di ottobre a Parma nella piazza principale, che vedrà coinvolte diverse associazioni, esperti che arrivano anche dall'estero, dall'ONU, che parleranno di prevenzione e di benessere sociale rivolto ai giovani. Quindi riteniamo che i giovani siano fondamentali per questo discorso, perché in pratica dobbiamo guardare avanti, cioè il controllo di vicinato è nato dalla paura, è nato anni fa dalla paura, però abbiamo bisogno di creare un'aggregazione, una comunità di intenti, una comunità in pratica che proceda assieme e soprattutto che si orienti verso i giovani, perché in pratica, come diceva la professoressa, ci sono veramente
dei casi estremi di bullismo, di esagerazione, di delinquenza giovanile, ma ci sono tantissimi giovani che hanno solo bisogno di qualcuno al fianco che li aiuti, che li stimoli. Infatti abbiamo fatto un progetto importante assieme alla prefettura, al questore, alla polizia, al comune, all'università. Abbiamo un consiglio scientifico che si accompagna in tutto il progetto, perché dobbiamo dare conoscenza e stimolare questi ragazzi a costruire, a essere positivi, devono essere dei portatori sani di attività e devono interagire tra di loro, perché altrimenti diventano settici. Sono dei ragazzi, anche tutta quella schiera, il 95-98% di ragazzi, scusate se uso il termine bravi, inappropriato, perché sono tutti bravi alla base, poi dopo ci sono gli sviluppi, spesso e volentieri siamo noi adulti che li portiamo sulla strada sbagliata, non accompagnandoli e non ascoltandoli. Quindi bisogna dare in mano a loro le redini, seguendoli, affiancandoli, lasciandoli vivere e progettando loro e creando delle soluzioni. Sono loro che devono portare delle soluzioni. Mi piace moltissimo il progetto Tutor, infatti se non la disturberò mi metterò in contatto con la professoressa, perché lo ritengo un progetto bellissimo, importantissimo, giusta, proprio nell'ambito della prevenzione sociale rivolta a tutte le età. Guardi, la ringrazio Mascitti per quello che ha detto, perché so che la professoressa Ferraro vuole replicare e soprattutto applaudeva quello che sentiva. Questa è la strada giusta, diceva. Prego, professoressa. Sì, la strada giusta è la responsabilizzazione dei ragazzi, iniziare ad abbassare l'età di coinvolgimento dei ragazzi, perché più abbassiamo l'età e più la prevenzione è efficace, perché se li acchiappiamo già a 18 anni. E poi è vero che loro hanno bisogno di occasioni, di possibilità. Se noi continuiamo a veicolare con ogni mezzo comunicativo, dal micro al macro comunicazione, l'idea che i ragazzi di oggi sono tutti apatici, falliti, lobotomizzati e bulli, loro piano piano aderiranno all'identità che gli viene affibbiata, che gli viene attribuita. Invece continuare a stimolare il più possibile anche degli esempi positivi, la figura dei tutor, cioè loro nella loro scuola non sono presi in giro perché sono dei tutor o perché testimoniano pubblicamente in vari festival, occasioni, video e cortometraggi, concorsi in cui li butto a partecipare, la loro bravura, la capacità di coinvolgimento, ma è anche un modo per far sentire i ragazzi che si adoperano in questo senso non degli strambi, ma degli esempi e dei leader positivi. Cioè è tutto anche una questione di comunicazione. Se io continuo a veicolare la comunicazione che sono tutti cattivi ragazzi, tutti falliti e tutti così, prima o poi si aderiranno alla loro naufragarmi dolce in questo mare e sarà sempre più difficile. Quindi bisogna fare una lotta di prevenzione il prima possibile, il più precocemente possibile, come diceva l'ospite collegato, che insomma Graziano da Marcon. Vai Graziano. Allora io qua sotto mano ho Maurizio Costanzo, un paese anormale, l'Italia che non piace, e giro pagina. Allora, lavoro e raccomandazioni, ma la sanità, magie, lotterie, sogni miliardari, mafia, racket, usura, la legge, la foresta delle leggi e della burocrazia, la transumanza politica, uomini e donne. Grazie Graziano, se no non andiamo avanti, si capisce anche male, hai messo dentro tante di quelle cose che si fa fatica a capire dove vuoi parare, ma almeno hai fatto la telefonata e ti abbiamo sentito. Quello che veramente è importante capire, soprattutto di fare squadra, quello che diceva la professoressa Ferraro, sono le istituzioni che devono fare squadra per avere veramente l'idea di come fare a centrare l'obiettivo. E come si fa? Ascoltando anche le persone competenti che sanno, che vivono. Io voglio farvi sentire questa mamma di questo ragazzo che è stato bullizzato da un altro ragazzo che è finito in prigione perché ha ucciso un suo coetaneo. Andiamo a sentire cosa dice questa mamma di questo ragazzo bullizzato. Parliamo di qualche anno fa, mio figlio adesso ha 18 anni e
Sì, è stato uno shock, perché ci si chiede sempre se magari solo invece che difendere mio figlio una parola in più per questo ragazzo, perché ragazzi in evidente stato di bisogno e di solitudine, però poi uno pensa a proteggere il proprio e invece bisognerebbe pensare ad educare anche gli altri, aiutarci. Di fronte all'omicidio di Castelfranco, Francesca Donzelli ha riavvolto il nastro dei ricordi, tornando a quando suo figlio frequentava la prima media a Montebelluna ed era finito nel mirino di 2 bulli. Uno di loro era proprio Badr Rouaji, il 19enne oggi in carcere con l'accusa di aver ucciso all'esterno del Playa Loca il 20enne Lorenzo Cristea. La signora Francesca parla da mamma, ma anche da operatrice sociosanitaria nel mondo delle disabilità. All'epoca la donna sfidò a viso aperto i bulli del figlio, semplicemente parlando loro. Che io non potevo andare a lavorare e pensare a ogni mezzogiorno, a ogni una all'uscita da scuola che mio figlio tornasse a casa picchiato o strattonato. Quindi gli ho dato il mio numero di telefono. E gli ho detto: se avete problemi con mio figlio chiamate me, vi assicuro che tutto quello che io provvederò contro mio figlio non sarà quello che fate voi, quindi se avete dei problemi parlate con me. Non hanno smesso di fare i bulli, hanno smesso di prendersela con mio figlio. Però Il bullo di suo figlio era Badr? Sì. E lei lo aveva affrontato? Lo avevo affrontato e mi sono trovata davanti un ragazzino che con me non ha fatto il bullo, tutto sommato dispiaciuto per l'accaduto, che con me si è scusato. Poi è cresciuto, sono passati tanti anni, io non so cos'è, però io posso garantire che era un ragazzino. Un ragazzino come tanti, aggiunge Francesca, che non vuole trovare giustificazioni, soltanto spiegazioni. Quello sguardo, dopo la mattanza di Castelfranco, le è ritornato alla mente come un lampo, un tuffo indietro di 7-8 anni, con tutto il suo carico di sensazioni e domande. Io l'ho guardato occhi negli occhi e a quel tempo non era un assassino. Questo ragazzo poteva essere recuperato? Io sono sicura di sì, e allora magari non sarebbe diventato, non lo so, la migliore delle persone, però forse se si fosse potuto lavorare proprio su un discorso empatico. Questi ragazzi vivono, adesso senza voler condannare la musica trap o tutte le abitudini, però quando crescono in un'epoca dove essere empatici, dove prendere le difese dei più deboli ti fa diventare un povero sfigato, perché quello che conta è lo spaccio, fumarsi la canna, avere di fianco la beach. Bisogna insegnargli che essere delle brave persone non è da sfigati, perché forse non lo sanno. Sono parole che devono far molto riflettere queste, professoressa. Io sono d'accordo al 100% con questa mamma che questo ragazzo in particolare doveva essere preso per mano, visto anche il problema che avevo, la fragilità, dice questa mamma, che ho visto di questo, era un bambino, era un ragazzino. Però non sempre va così. Prego, professoressa. Qui sarò forse un po' impopolare. 2 cose volevo dire a proposito di questo. Uno, forse dovremmo accettare che non tutti i ragazzi e non tutte le persone in generale siano recuperabili, perché lo stesso discorso vale anche per gli adulti. Come un campione della popolazione dei giovani, così per gli adulti si può intervenire sugli ragazzi. Tecnicamente anche dovremmo far di più, perché sono in età evolutiva, quindi abbiamo più margine d'azione, è ok, ma la stessa cosa vale per gli adulti. Non tutti sono recuperabili, non tutti capiscono. Questa è un'accettazione che va fatta, perché altrimenti si vive nell'illusione dell'onnipotenza di poter fare tutto e che tutti siano recuperabili. Detto questo, la considerazione che faceva la signora sul fatto che la cultura anche artistica, tra virgolette, ma la cultura comportamentale tra i giovani sia quella che sei più figo se giochi a dei giochi di ruolo violenti, ti vesti in un certo modo. C'è anche la cultura del Maranza, che è una subcultura vera e propria con delle caratteristiche specifiche, parli in un certo modo, sei aggressivo nei confronti delle donne, degli anziani, questo tipo di cultura che tra loro significa essere più forte, più figo, in realtà è chiaro che è l'anticamera di una enorme insicurezza e lì va combattuta.
aiuta. Come? Con le istituzioni. Io ricordo che le istituzioni tutte svolgono una funzione genitoriale. Che significa funzione genitoriale? Fare i genitori. Funzione genitoriale è una funzione di tutela, di protezione, anche di regolamentazione lì dove è necessario, ovvero punire severamente. Io ho un regolamento di istituto nella mia scuola molto severo. Significa che chi fa qualcosa di male prima passa nelle maglie della punizione, poi del recupero. Quindi l'una cosa non esclude l'altra. La funzione genitoriale deve essere contenitiva, deve essere protettiva, deve essere normativa e all'interno di quel contenitore offrire opportunità, ripeto, sempre facendo squadra tra istituzioni, di reali possibilità per i ragazzi di diventare protagonisti attivi del loro percorso. Fin quando loro sono attivi, allora meno probabilità ci sarà che incorrano in strade sbagliate. Questo è garantito, perché è difficile che un ragazzo abituato ad aiutare gli altri diventi un bullo. Non ne ho mai visto uno. Le statistiche mi danno ragione. Sentiamo cosa ne pensa Masciti di questa mamma che parlava di questo ragazzo conosciuto che ha ripreso in mano la matassa e ha cercato di partire dall'inizio, chi era, cosa faceva. Ecco, come ha sentito, come ha vissuto questo servizio, Masciti? No, l'ho vissuto come tanti altri servizi che ormai si vedono, non dico quotidianamente, ma spesso nelle televisioni. Sono d'accordo con la professoressa che il discorso del recupero non è sempre facile per tutti e diventa una missione a volte impossibile e quasi poi dopo che ti fa perdere ogni speranza. Ma a parte quello, io sono convinto che il recupero dei giovani avviene attraverso l'ascolto che gli adulti devono rivolgere a loro e ascoltarli. Io vedo oggi sempre più un mondo di persone immerse nei telefoni, nelle comunicazioni, nelle chat. Vai al ristorante, trovi 4 persone al tavolo, 2 adulti e 2 bambini, tutti col telefono in mano. Cioè c'è un'assenza di dialogo, ma soprattutto, sono d'accordo con la professoressa, imparare a rispettare le regole. Le regole sono quelle che danno un'impostazione alla società e quindi per un buon vivere assieme bisogna che uno impari le regole e le rispetti, nel rispetto di tutti gli altri. E quindi il discorso del controllo di vicinato che diventa cura del vicino è proprio questo: rispettarsi uno con l'altro, aiutarsi, ma soprattutto pensare che si vive in una società e che la società ha bisogno di regole che vanno rispettate. Poi dopo bisogna essere disponibili a aiutarsi reciprocamente. Allora andiamo a vedere anche questo servizio di questa picchiatrice quindicenne. Andiamo a vedere il servizio e poi lo commentiamo. L'aveva presa di mira, la insultava, la offendeva costantemente fuori e dentro la scuola, fino a metterle le mani addosso. Un incubo per una studentessa minorenne perseguitata da una compagna di 15 anni. Tutto è iniziato ad ottobre, quando la bulletta, residente in provincia, ha deciso di tormentarla. Prima lo scherno, poi gli spintoni, soprusi che la giovane ha dovuto sopportare per mesi e mesi, fino a quando, esasperata e terrorizzata dalla compagna, ha avuto la forza di raccontare quello che stava accadendo ai genitori. Insieme si sono presentati dai carabinieri per denunciare. Per la bulla è scattato così un ammonimento da parte del questore di Treviso, Alessandra Simone. È già stato notificato alla ragazzina che è venuta nei nostri uffici accompagnata dai genitori e le è stato spiegato il motivo di questo, la ragione insomma di questo provvedimento. La giovane vittima ha raccontato che questi episodi di violenza accadevano anche fuori dalla scuola. In un'occasione la minore ha subito insulti e spintoni fino ad essere colpita da schiaffi al volto, mentre altri minori riprendevano la scena con il cellulare pubblicandola sui social network. L'ultimo episodio a fine aprile, quando la minore, mentre era a scuola, ha ricevuto pesanti minacce di morte. A quel punto la vittima ha scelto con coraggio di parlare. Fondamentale per arginare questi comportamenti è che ci sia una rete, spiega il questore.
Sono convinta che la famiglia e la scuola debbano essere i nostri interlocutori principali e debbano dare una mano alle forze dell'ordine. Voglio anche esternare il mio particolare apprezzamento per la ragazzina che ha subito queste condotte vessatorie, che ha avuto il coraggio ed è stata accompagnata dai suoi genitori, sostenuta dai genitori per andare a spiegare e a esporre questi fatti. Il provvedimento dell'ammonimento serve a far cessare subito questi comportamenti, non solo. Il nostro obiettivo è appunto colpirli con questi provvedimenti, ma affinché smettano di compiere queste condotte, proprio per cercare di recuperarli, perché il recupero è fondamentale. Allora, professoressa Ferraro, a lei il commento. Allora, a parte che approfitto per dire che c'è un'interlocuzione proprio col questore di Treviso per cercare di vedere di ampliare la peer education anche nelle fasi trattamentali dei ragazzi che ricevono l'ammonimento del questore, in modo tale da aiutare questi ragazzi a prendere consapevolezza di quello che hanno fatto e di metterli anche loro stessi in una dimensione di aiuto. Io continuo a ribadire questa cosa perché, come vedete, è una questione culturale, cioè tra i ragazzi si sta sviluppando, veramente già sviluppata ampiamente, la cultura che il bullo è più forte, homo homini lupus, io sono forte se ti sovrasto, ti umilio, ti bullizzo. In realtà noi sappiamo, noi adulti che abbiamo un po' più di esperienza, sappiamo che quella non è forza, ma anche quella è l'anticamera di un'insicurezza e via dicendo. Però è questo quello che sta circolando tra loro, e di solito gli altri che osservano non denunciano, non vanno a soccorso della vittima perché si sentono spie o si sentono sfigati. La maggior parte delle volte riprendono con i cellulari, ragazzina che si sente male, invece di chiamare il 118 io riprendo la scena col cellulare, che significa che quello che si sta sviluppando è una cultura dell'indifferenza. E qual è la medicina? Quella dell'empatia. E come posso portare avanti l'empatia? Con azioni, progettualità che bisogna far partire più precocemente possibile. Ecco perché insisto per abbassare l'età media di azioni di aiuto, perché i ragazzini che si abituano ad aiutare chi è più sfortunato per vari motivi difficilmente diventeranno dei bulli, e poi si crea una cultura alternativa. La cultura va combattuta attraverso le dimensioni adulte, le istituzioni che dialogano insieme per offrire loro una cultura alternativa. Quale? Quella dell'aiuto. Però, professoressa, lei ha detto bisogna vedere anche se qualcuno vuole essere aiutato, se vuole riuscire a intraprendere un percorso educativo molto importante, e quelli che non lo vogliono fare come facciamo? Allora, lì il fattore cruciale è la famiglia. Per esperienza ci sono famiglie che difendono a prescindere il figlio bullo e famiglie che invece collaborano, e quindi si può fare un percorso di recupero come facciamo noi per i ragazzi con provvedimento disciplinare che si recano presso la cooperativa Solidarietà ad aiutare dei ragazzi e degli adulti con disabilità. Quindi noi applichiamo anche sul versante punitivo la dinamica dell'aiuto. Purtroppo quando incontriamo famiglie che anche in questura capita che non firmano oppure non vogliono sapere di fasi trattamentali o di fasi di recupero, di presa di consapevolezza del proprio figlio e di quello che ha fatto, è difficile imporglielo. Noi lo imponiamo a scuola con regolamento d'istituto, loro sono tenuti, per fortuna quest'anno un solo caso, un ragazzo colpisce con uno schiaffo un compagno, immediatamente scatta il provvedimento disciplinare perché contenimento significa questo, il ragazzo si reca per 8 giorni presso la cooperativa Solidarietà, sono obbligati, ma per esempio nella questura, parlando appunto col questore, loro non possono imporre per legge la fase trattamentale ai ragazzi, quindi il punto cruciale lì è la famiglia. Ora, mi sento anche di dire, noi come scuola e come vedete la questura, la polizia locale, il comune, veramente c'è un dialogo continuo e serrato e si fa di tutto col mondo associazionistico e dei volontari, ma non è che possiamo veramente completamente sostituirci alla famiglia, in qualche modo un minimo la famiglia deve collaborare. Noi veicoliamo con delle azioni anche un messaggio culturale alle famiglie e io lo faccio anche attraverso le altre famiglie, perché io ho il comitato dei genitori, il gruppo scuola e territorio, il consiglio di istituto, sono tutti genitori
genitori che sono stretti nella squadra con noi e con la scuola e ci aiutano a veicolare dei messaggi alle famiglie. Facciamo anche quel grande festa a maggio sempre per le famiglie, quindi i genitori in quel caso diventano tutor degli altri genitori. Ma al di là degli sforzi c'è sempre quella minima percentuale di genitori che non ne vogliono sapere e insomma non siamo onnipotenti e lo accettiamo. Lo accettiamo e sentiamo e andiamo a vedere anche Masciti, anche questo volantino del controllo del vicinato, questa squadra che diminuisce di età, coinvolgiamo i giovani sempre di più, anche questi atti di vandalismo inconcepibili, io sono convinta che sono sempre loro che fanno questi, molti sindaci sanno i loro nomi e cognomi, non c'è niente da fare, loro si sentono, come dice il professor Crepete, lo fanno perché tanto sanno di farla franca, tanto cos'è che mi capita, e soprattutto è un bravo ragazzo, no, è un ragazzo bravo che è diverso. Mettiamo prima davanti la parola ragazzo e poi il bravo. Allora Masciti, commentiamo anche questo volantino che abbiamo visto, prego. Io sono convinto che questo discorso dei giovani va affrontato dalla comunità intera, partendo dalle istituzioni, come dicevate prima. Infatti noi stiamo coinvolgendo le prefetture, il questore, le polizie, gli istituti scolastici provinciali, l'università, l'ASL, la Regione Emilia-Romagna. Deve essere un insieme di enti e persone che si muovono insieme, ma quello che possiamo fare come comunità è fondamentale, come vicinanza. Parto da un piccolo esempio. Noi qui a Roncopascolo, quando siamo in pratica partiti, abbiamo installato delle telecamere per controllare le nostre aree private. Purtroppo è tutta un'area privata, quindi ce la possiamo gestire. E dei ragazzi sono venuti a imbrattare, dopo che abbiamo messo queste telecamere, stupidamente una cabina elettrica. Li abbiamo ripresi, chiaramente era l'area privata, li abbiamo individuati, erano tra l'altro figli di residenti in loco con degli amici. I genitori si sono subito proposti, ci pensiamo noi a ripitturare, a rifare, a pagare. Abbiamo detto no, parliamo con i ragazzi, capiamo perché l'hanno fatto, qual era la loro esigenza. Insomma, ci siamo incontrati e gli abbiamo chiesto di risistemare loro il danno fatto personalmente. I genitori hanno comprato la vernice, loro hanno fatto il lavoro seguiti da un imbianchino. Ma poi dopo gli abbiamo chiesto, ma voi vorreste partecipare alla vita della Corte, tenere a posto il parco, ci date una mano a organizzare la festa del vicinato? E ogni anno, quest'anno lo faremo per il 7° anno, realizziamo la festa del vicinato, cioè 200-300 persone residenti in questa ex frazione di Parma si radunano per fare una cena, una festa, e i giochi durante la giornata, le partite di calcio, di volley con i bambini piccoli, li organizzano i ragazzi stessi, e i ragazzi stessi ci danno una mano ogni anno a ripitturare, riverniciare, risistemare e manutenzionare il parco, che è un parco privato che però è dotato di tante attrezzature per i bambini, per i ragazzi, per le famiglie, che cerchiamo di alimentare anche noi come associazione grazie a questi eventi che facciamo e che attraverso degli sponsor ci portano delle possibilità finanziarie che ci consentono di comprare giochi, di abbellirlo. Però li abbiamo fatti partecipare, questi ragazzi da 10 anni, da 7-8 anni partecipano attivamente alla vita pur nella loro crescita. Sono partiti dai 14-15 anni, oggi hanno 20-21 anni, portano i loro fratelli e ci danno una mano a costruire. Ma non è, Masciti, che forse dobbiamo abbinare anche un'altra parola, comunità? Ritornare a fare comunità, ci eravamo dimenticati, una volta c'erano i cortili, c'era questo vicino che portava la sedia, si sedevano tutti assieme, forse nel sud ancora esiste questo, ecco, la professoressa sorride perché io lo vedo, c'è anche degli amici che prendono le sedie, si siedono fuori, socializzano. Noi abbiamo perso questo, non vediamo più, non ci conosciamo neppure tra vicini, non sappiamo neanche chi abita nello stesso
palazzo, siamo sempre più chiusi, vige la paura, ormai si ha paura di tutto. Io sono dell'idea invece che vivo in una città tranquilla, non so, qualcuno dirà ma cosa dici con tutto quello che accade? No ragazzi, io giro la città, la giro a tutte le ore, so anch'io che devo tenere le antenne alte, parla una che ha subito rapine e anche scippi, tentati scippi, perciò so di cosa parlo, ma dire che Treviso non è sicura, no, non ci sto che passi questa parola. Prego Mascitti. Noi facciamo molta formazione anche contro le truffe, perché la conoscenza è fondamentale. Spesso e volentieri quando facciamo questi incontri con i carabinieri, la polizia postale, la finanza, viene fuori il discorso che spesso e volentieri tutti questi misfatti avvengono grazie anche alla nostra impreparazione, partendo dalla semplice borsa lasciata sul sedile dell'auto quando si scende, no? Questo è l'esempio più eclatante, più stupido, ma spesso e volentieri siamo noi che come il pubblicare continuamente fotografie, il primo giorno stesso che siamo in ferie cominciamo a pubblicare su Facebook le fotografie dove siamo. I ladri, i malviventi sono sempre all'ordine del giorno, sono attentissimi e seguono tutto quello che è l'informatizzazione, per cui cosa vuole che sia per loro inserirsi in una chat e vedere che questo signore adesso invece che essere a casa è lontano 500 km con la casa incustodita. Quindi anche lì sono i comportamenti e noi buttiamo molto sui comportamenti delle persone che spesso sono la prima causa di perché sono superficiali, tanto a me non capita, esco con la borsa nel cestino della bicicletta, tanto qual è il problema e poi capita. Professoressa Ferraro, cos'è la sicurezza? Ecco, soprattutto questa sicurezza quando i ragazzi escono da scuola, ecco, questi genitori che non ci sono, case vuote, i genitori lavorano, i nonni ormai non ci sono più, beati voi, al sud non ci sono tutte queste RSA che abbiamo qui al nord, ecco c'è una diversità, io lo dico tutte le mattine, che noto molto, è molto più rispettato, la persona diversamente giovane si tiene a casa, si rispetta. Cos'è il rispetto? E far capire ai ragazzi, a questi ragazzi che lei tutte le mattine incontra, che è il valore della vita, soprattutto questo professore che ha detto qui seduto, dove era seduta lei, noi professori tutte le mattine saliamo come sul Monte Bianco e vediamo tutto. Il problema è vedere chi ha voglia di mettersi in gioco, chi ha voglia di scendere dal Monte Bianco e andare incontro a quella fragilità che tu vedi che non è nel pezzo quel mattino. Prego professoressa. È un discorso anche abbastanza generico quello che sto per fare, ovvero che come esistono nel mondo degli adulti genitori che fanno al meglio il proprio meglio, ci sono docenti che fanno del proprio meglio, così troverete ragazzi che si mettono in gioco e ragazzi no. Quindi, cioè, come dire, è chiaro che uno fa del proprio meglio per compiere la propria funzione educativa e come state cercando, credo, vedendo lo sforzo per esempio della mia scuola e andare oltre. E noi non ci fermiamo alle aule scolastiche e ai muri, noi siamo completamente nel territorio, cercando di interloquire con tutte le realtà del territorio per costruire la comunità. Nella mia scuola e intorno alla mia scuola mi sento che esiste la comunità, tant'è che a volte mi scordo che è una scuola, ma è una comunità, la chiamiamo comunità Coletti, fatta dalle associazioni, dai gruppi dei genitori, forse proprio perché c'è una certa nostalgia per quel senso di comunità che garantisce un senso di protezione, perché la sicurezza è sicurezza percepita. Ci sono città d'Italia, come le grandi città, che hanno dei dati di fatto in cui c'è un problema di sicurezza reale, che non è Treviso, assolutamente, ma c'è quel senso di sicurezza percepito, anche veicolata dai mezzi di comunicazione, che insiste sui cittadini e li fa chiudere invece che agevolare quel collegamento anche attraverso delle istituzioni che possono essere da perno, che agevola un senso di comunità. Quello che è successo nella realtà dei quartieri dove insistono le mie scuole è che la scuola diventava un punto di riferimento di un movimento di quartiere, per cui il gruppo Scuola e Territorio, che è costituito da genitori della scuola o che poi magari non lo sono più ma restano nel gruppo, si riunisce nei locali scolastici. L'associazione Manitese, che compie un progetto che si chiama Lo Spazio del Villaggio sui ragazzi del quartiere, dentro i locali della scuola. La scuola, come altre istituzioni, per carità il mio è solo un esempio, può diventare anche perno e punto di riferimento di quartieri e di territori. Perché lo stiamo facendo? Perché crediamo in quello che
stiamo dicendo anche oggi in trasmissione, la costruzione di una comunità che funga da contenitore con funzioni genitoriali propositive e propulsive per le giovani generazioni, ed è quello che stiamo cercando di portare avanti. Il lavoro non è impeccabile, non è perfetto, ma facciamo del nostro meglio grazie alle associazioni che ci sostengono, a volte come nel caso del Rotary ci finanziano il progetto della Peer Education e possiamo portare avanti. Lo scopo è cercare di trasmettere questa buona prassi a quanti più soggetti istituzionali del privato sociale o pubblici possibili, in modo tale che la rete si allarghi e si fortifichi. Molto importante. Allora, Mascitti, ormai siamo in chiusura. Con quale messaggio vuole lasciarci, ma soprattutto capire l'importanza del controllo del vicinato, l'importanza di fare rete, fare squadra e di non aver paura, perché sta passando il messaggio della paura e questo mi terrorizza, specialmente i diversamente giovani no, ma non esco più dopo le 4 perché ho paura di incontrare il diverso, di avere il nemico dietro l'angolo, i furti che sentiamo, ecco, cosa vuole dire? Che messaggio vuole lasciare questa mattina? Guardi, Prego, il Mascitti. messaggio che voglio lasciare è quello che il controllo del vicinato, che è partito dalla paura, si espanda sempre più verso la cura del vicino, cioè perché solo pensando di aiutarci reciprocamente con una conoscenza, non dico che si debba diventare amici, ma perlomeno rispettare il ruolo del vicino di casa è importante, e questo ci porta a creare quell'insieme, quell'aggregazione che è necessaria per capirsi, comprendersi e andare avanti. Ma soprattutto bisogna diffondere positività, perché viviamo in un mondo assolutamente pieno di negatività tutti i giorni, da quando ci alziamo a quando andiamo a letto. Ci propinano di tutto, da tutto il mondo, ma anche i comportamenti di chi ci governa sono poco rispettosi dei ruoli, e quindi direi che dobbiamo essere portatori sani di positività, insegnarlo ai giovani, parlare ai giovani, stare vicino ai giovani, ascoltarli. In questo modo si ottengono tantissime cose e si migliora il senso di comunità. Questa è la parola chiave: comunità, comunione, stare insieme e cercare di stare il meglio possibile insieme. Grazie veramente, grazie veramente a questa persona. Ecco, io non dividerei tra uomo e donna, a queste persone che cercano di dare il meglio di se stesse. Ecco, forse proprio l'aiuto vi chiedo è una gentilezza, questo. se voi poteste poi darmi i riferimenti della professoressa, sì, perché le mando. Ecco, la professoressa mi ha autorizzato, perciò io le manderò tramite la segreteria. Ci farebbe molto piacere, perché vorrei condividere più cose con loro, se mi fa possibile. piacere. Sveglia Veneti funziona così da tanti anni, ecco, mettiamo assieme le persone, grazie veramente, da nord a sud, da est a ovest e anche oltreoceano, a volte con dei progetti molto importanti. Professoressa Ferraro, come ci saluta? Ci siamo trovati molto bene, ho studiato bene gli ospiti oggi. No, e allora, innanzitutto i complimenti per una trasmissione che invece non veicola messaggi di negatività ma di positività, perché io sono d'accordo. Se proprio il cervello umano da un punto di vista di neuroscienze si abitua a vedere tutto in negativo, cioè il famoso bicchiere mezzo vuoto, si vede il neo ovunque. Se si guarda i giovani come dei pericoli ambulanti, o ai diversamente giovani come ormai esseri inutili, non va bene. C'è della saggezza nell'esperienza, c'è della forza e della potenzialità nei giovani. Se noi riusciamo appunto creando una comunità che si allarga, io sono infatti una che costruisce ponti e dialoghi con chiunque sia disponibile a costruire fattivamente progetti e opportunità che incidano sulla vita degli individui e della comunità. Io ringrazio veramente, grazie alla professoressa Angela Ferrari, dirigente scolastica, soprattutto ricordarle che a novembre partirà Farmacia per i bambini. Io so che lei mi ha aiutato molto, abbiamo sentito le interviste dei ragazzi, ecco, veramente convinti che stavano facendo una cosa buona, abbiamo sentito le interviste, perciò la prego di supportarmi ancora, perché c'è tanto bisogno purtroppo di aiutare queste famiglie, anche con questi farmaci, con la Fondazione Rava, che se non ci fosse dovremmo inventarla. Veramente grazie, pubblicità. Grazie a voi. Grazie.
questo villaggio sarà un punto di riferimento anche per tutte le persone che non sanno a chi rivolgersi, che cercano un qualcosa che non trovano. Siamo in tanti, dallo sport alla salute, all'arte, alla cultura, a tutto, perciò là ci sarà un punto di riferimento e sarà il villaggio delle associazioni. 4 giorni di festa lungo il Sile per mettere insieme tutte le buone pratiche di quel mondo del volontariato che spesso regge la rete sociale e amicale di molte persone. Farsi conoscere e porsi come punto di riferimento, lo scopo di una manifestazione che vuole anche reclutare giovani, dando loro nuove motivazioni. Il problema è farci conoscere, siamo tanti ma siamo troppo divisi, dobbiamo unire le forze, fare rete e soprattutto farci conoscere e cercare di prendere quei ragazzi che non ci sono nel mondo del volontariato e sono i giovani. Mancano i giovani dappertutto, vogliamo capire il perché. Ci sarà pure un perché. Una delle associazioni coinvolte è Veneti Schiacciati dalla Crisi di Mirella Tuzzato, che da 15 anni lavora con le persone in difficoltà gestendo un banco alimentare presso la sede della provincia di Treviso, e da 11 anche gli orti solidali, dove lavorano 30 volontari insieme a soggetti che seguono percorsi di reinserimento sociale in collaborazione con l'ULSS 2 o istituzioni nazionali. Per loro sono stati anche inventati gli orti Obama, ovvero base mano, che lavorano anche con le carrozzine, si mettono a fianco di questi cassoni e con le mani riescono a seminare, a raccogliere, toccare la terra, che è importantissimo, tanto è vero che nessuno vuole i guanti, pensate, vogliono proprio sentire il contatto della natura, della terra, e fa molto piacere. Un mondo, quello associazionistico, che spesso deve fare i conti però con burocrazia e politica. Siamo nel 2025, però le cose non vanno assolutamente bene. Per noi c'è qualcuno che non ascolta, che a parole dice che siamo bravi e agiscono in maniera diversa. Diciamo così per non fare polemica, però è molto triste questa storia qua, pensando che siamo da tanti anni qua che facciamo del bene. Come vedete l'orto serve da portare al banco solidale i prodotti che coltiviamo e che poi vengono distribuiti alle nostre famiglie, però la fragilità non interessa a chi di dovere. Un appello quindi che ha un solo obiettivo. Sto chiedendo non a chi ci ascolta, a quelli che non vogliono ascoltare, il rispetto e dare dignità a quelle persone, specialmente a quei volontari di 70-80 anni che cercano ancora di aiutare, che non chiedono niente e che veramente fanno anche molta difficoltà magari ad arrivare, perché mettono paletti dappertutto, non so dove vogliono arrivare. Certo che se l'obiettivo è quello di segarci non funzionerà. E non funzionerà, no, perché noi non abbiamo paura. Male non fare, paura non avere. Qual è il problema di questo volontariato che sta cercando di aiutare tante famiglie, tantissimi numeri che arrivano tutti i mercoledì, aiutati da questa associazione che trova paletti dappertutto perché diamo fastidio a qualcuno. Io lo dico apertamente, il confronto non esiste, ecco, dicono sempre, passano il cerino, che la colpa è sempre di qualcun altro, ma quale colpa possiamo avere? Perché cerchiamo di avere rispetto, di meritare rispetto. Io penso che sia dovuto questo ed è una cosa veramente che preoccupa. Io saluto e ringrazio Renzo Fontana, presidente di Italia Nostra, la sezione di Padova. Buongiorno Presidente, grazie di essere qui. Cos'è il rispetto, Presidente? Abbiamo visto, non so se lei ha visto, questa natura meravigliosa, rigogliosa, fatta dai diversamente giovani, specialmente questi orti sociali, ecco, questo mondo del volontariato che cerca di aiutare, ma che la politica, una parte della politica non vuole sentire. A parole dicono bravi, ma poi nei fatti ti segano, cercano almeno di farlo, ma è molto dura, perché come voi si lotta, si sta in piedi. Cosa ne pensa, Presidente? Il poco rispetto per questo mondo che non è stato creato da loro, ma che si è creato da solo. Prego, Presidente Fontana. No, il volontariato credo che sia una delle grandi risorse dell'Italia, molto sottovalutata, ma che ha un peso notevolissimo sul piano sociale, naturalmente in primo luogo, ma visto che ormai misuriamo tutto sul piano economico, anche sul piano economico. Ecco, ed è una realtà che andrebbe molto più considerata e valorizzata di quanto non si faccia, non si sia fatto
soprattutto in questi ultimi anni nei quali ovviamente a parole un po' tutti quanti lodano ovviamente il volontariato di coloro che si impegnano gratuitamente per in fondo una finalità collettiva e sociale, ma poi in realtà, come sappiamo bene, il mondo del volontariato ha lasciato un po' a se stesso, insomma, viviamo con molte difficoltà il nostro impegno. Presidente, Italia Nostra, perché Italia Nostra, questo nome molto importante che fa capire che c'è un territorio che è di tutti per salvaguardarlo, per proteggerlo, eppure come dice lei qualcuno sta guardando da un'altra parte, basta vedere cosa riusciamo a vedere tutti i giorni e soprattutto i messaggi che arrivano a questi ragazzi che sono gli unici quasi sempre che protestano anche per il green, per l'ambiente, sono molto vicini a queste cose. Io non vedo il diversamente giovani, mi scusi Presidente, ma vedo i giovani che protestano, anche delle volte coazioni anche molto discutibili, ma d'altra parte cosa possono fare? Ecco, non è che abbiano un futuro roseo nelle loro mani, quello che abbiamo visto noi loro non lo vedranno mai, le farfalli enormi, i fiori meravigliosi, un'acqua limpida, i fiumi. Prego, qual è dalla sua prospettiva, cosa vede Presidente? Beh, allora magari due parole su Italia Nostra. Italia Nostra è la più antica in fondo associazione ambientalista d'Italia, è nata nel 1955 a Roma e poi si è diffusa in tutta l'Italia e oggi ci sono oltre 200 sedi, una è anche a Padova, io sono il presidente della sezione di Padova appunto. Lo scopo dell'associazione è quello di intervenire per sensibilizzare con azioni di vario tipo le amministrazioni pubbliche in difesa del patrimonio culturale, artistico, architettonico, ambientale e paesaggistico dell'Italia. Negli anni 50 eravamo in un periodo nel quale era l'Italia del dopoguerra e quindi anche di un grande momento di ripresa, ecco, dopo le distruzioni della guerra, e però questa ripresa era anche un po' poco sensibile, diciamo, a certi valori che si vedevano come ormai del passato e bisognava rinnovare tutto. E nacque proprio nel fatto che a Roma, in realizzazione di un progetto che era già stato fatto durante il ventennio fascista, si voleva fare uno sventramento che andava da Piazza di Spagna fino al Tevere, un'area preziosissima, doveva essere fatta una grande arteria e appunto ci fu una ribellione di un sacco di persone, ecco, e queste persone poi fondarono Italia Nostra. La nostra ha personalità di grande rilievo al suo interno, Giorgio Bassani, è stato per molti anni presidente di Italia Nostra, Elena Croce, la figlia di Benedetto Croce, è stata una delle fondatrici di Italia Nostra, Zanotti Bianco, eccetera, personaggi di grandissimo livello. E poi appunto noi nel nostro piccolo, condividendo questi ideali, ci battiamo nei nostri territori per cercare di tutelare quel poco che si riesce ancora di tutelare di un territorio che è stato oggetto di un grande sviluppo, per carità nessuno mette in dubbio i grandi progressi economici che sono fatti negli ultimi decenni in tutta Italia, nel Veneto in particolare. Però il prezzo che abbiamo pagato sul piano della perdita di naturalità, di bellezza dei paesaggi, è stato enorme e forse non era così inevitabile che questa perdita ci fosse. Siamo stati molto miopi per certi aspetti, un po' accecati da questa bramosia di giusto anche per carità sviluppo economico. Ci siamo dimenticati che la vita non è fatta solo, come dicono i veneti, di skei, ma anche di altre cose. Allora andiamo a vedere anche quello che sta succedendo, andiamo a vedere queste frane, non solo a Miane, ma avete visto in quanti punti la montagna sta crollando con queste frane incredibili, questi cittadini che non ne possono più. Andiamo a sentire.
No, adesso io non è... La quantità d'acqua che è scesa su in cima alla montagna è stata così grande da creare queste colate di detriti, di sassi, che hanno completamente ostruito le due strade, quella sopra e questa qua. Questa qua tra l'altro è una strada dove all'interno ci sono delle famiglie, c'è una famiglia che abita, e quindi abbiamo dovuto avvisarli a notte fonda di questo pericolo e che erano isolati, e poi ieri siamo intervenuti per ripulire, come vedete adesso. Ieri sera purtroppo, a parte la pioggia, ci si è messo anche il vento e abbiamo avuto un episodio su Combai. La protezione civile è uscita, ma fortunatamente erano intervenuti anche i privati che sono riusciti a tirare via le ramaglie dalla strada. Un'estate che si sta rivelando molto difficile. Sì, già come avevo detto l'altra volta, ormai non sappiamo più cosa pensare, perché queste le chiamano bombe d'acqua. Abbiamo visto cosa succede, basta che piova tanto in montagna, poi ci troviamo con queste colate di detriti giù a valle, e l'altra volta ci si è messa pure anche la grandine, quindi non so più cosa pensare di questo meteo qui. L'altra mattina sono arrivati il sindaco e la protezione civile, sarà stata l'1 di notte più o meno. Noi non ci eravamo accorti di niente, perché probabilmente siamo in una zona sì isolata ma anche un po' protetta, non abbiamo sentito ma neanche il vento che ci ha spostato i fiori, lo vedevamo in lontananza ma niente, e niente, ci hanno avvisati insomma di questa frana che ha bloccato l'uscita della nostra strada sulla via Carmine principale, e che l'avrebbero liberata il prima possibile, insomma, quindi noi siamo rimasti a casa tranquilli tutto il giorno. Però sto maltempo colpisce, batte duro ultimamente. Sì, dopo andare a vedere, sì, nel senso che finché non abbiamo visto dicevamo vabbè, siamo a casa. Quando poi abbiamo visto, no, mi hanno detto che potenza, perché la strada come ce la ricordavamo noi non era così, cioè la vedi la frana che è scesa, vedi tutte ste, ma anche sassi grossi, dicono che potenza venire giù queste cose, quindi sì, è stato impressionante. L'acqua che comincia a arrivare da qua, entrava da queste parti e su questa strada che porta in azienda ha usufruito la strada per fare l'uscita del fiume d'acqua che scendeva dalla collina e andava verso la campagna ancora. Veramente tanta acqua così non avevate mai vista? Mai vista tanta acqua così, una bomba d'acqua in poco tempo. Coste di Maser, la bomba d'acqua del tardo pomeriggio ha allagato la zona industriale della frazione e messo in seria difficoltà 2 realtà produttive, un'occhialeria e l'azienda florovivaistica Gazzola. Qua c'era 60 centimetri d'acqua, tutta l'azienda sommersa d'acqua. E che stamattina con i dipendenti le abbiamo abbastanza raddrizzato le piante, ma c'è lavoro per 6-7 giorni. Una bomba d'acqua mai vista prima, racconta il titolare, e alla fine una situazione disastrosa, di fronte alla quale tutti i dipendenti si sono presentati sul posto per dare una mano. E erano tutti qua presenti per mettere a posto l'azienda, per ripartire ancora, perché non si può fermarsi. Lavoriamo con materiale, con vegetale, non possiamo lasciarlo deperire o soffrire sull'acqua. E dopo le 6 vi siete messi a lavorare? Fino a tarda notte ieri sera, per rimettere in piedi quasi tutto quanto. E dopo stamattina alle 6 erano qua ancora per ripristinare, pulire, lavare. E qua era tutto in terra, non era mia. Questo gli era. L'acqua non scolava, fossati sotto accusa, l'erba degli sfalci, dei fossati ma anche delle aree circostanti, viene lasciata lì e intasa gli scoli. Gesè l'incuria dei fossi, di chi che fa manutenzione sulle strade, perché macina l'erba e il macinato resta là. Non viene levato, i tubi di scarico si tappa e questi sono i risultati. Bisogna pensare di trovare la soluzione di tirare via l'acqua, è il manco, o far fossi nuovi, perché tutti portano via il pezzetto di terra per chiudere il fosso, per recuperare. Però andiamo sotto acqua tutti, Per fortuna dopo le 23 l'acqua è defluita, pertanto la situazione si è stabilizzata. Ecco. Noi siamo zona collinare, quindi c'è stata una quantità d'acqua ancora maggiore rispetto a quella di maggio 2024, in breve tempo, in un'ora, e anche più perché poi la pioggia non finiva più. Le soluzioni devono essere strutturali, dice la sindaca. Sono zone che già conosciamo, zone critiche, e per le quali appunto è in corso anche la realizzazione di una vasca di espansione, un bacino di laminazione a nord di questa zona affinché possa trattenere le acque che arrivano dalla collina. Allora, Presidente Fontana, eppure gli esperti parlano chiaro, si dice cosa si potrebbe fare nel territorio grazie anche alla grande tecnologia che abbiamo, ma soprattutto investire
Ma mi sembra che qualcuno non stia ascoltando. Noi vediamo colate di cemento, altre 17 case di comunità nel nostro territorio, perciò cemento di tutte terza, quarta, quinta corsia. Non si tiene in considerazione la ferrovia, i porti, questa Italia circondata dall'acqua, però si continua a cementificare, ma soprattutto a non capire che così qualcosa succederà. Le montagne stanno dando dei segnali, le colline pure, da là si parte. Cosa ne pensa, Presidente? Perché la politica non ascolta? Il politico passa, ma i danni poi rimangono a noi. Cosa facciamo? Noi abbiamo il potere di contrastarli, perché su queste poltrone sono sedute loro e finché governano non c'è niente da fare. Ci sarà un cambiamento politico, vedremo dove andranno a parare, cosa ci aspetta. Prego, Presidente Fontana. Bisogna capire anche qui che cosa vogliono i veneti, però. Perché se i veneti vogliono un treno che vada da Padova a Venezia in 5 minuti, che costi solo di progettazione 1 miliardo, va bene, al posto di mettere il famoso progetto, no? Così, che è stato così vagheggiato dal nostro presidente regionale uscente, di fare un super treno che da Padova a Venezia permette di arrivare in pochissimi minuti da una parte all'altra, che costa ben 1 miliardo solo di progettazione. Ecco, se noi vogliamo mettere i soldi in queste cose qui e lasciare che il territorio non vada in malora, se i veneti sono contenti di avere un treno che da Padova a Venezia risparmia una quindicina di minuti rispetto ad adesso, ecco, per fare poi cosa non si capisce, arrivando 15 minuti prima, dove tutto questo tempo poi lo perdi magari facendo la coda al vaporetto, vabbè, ma non importa, l'importante è correre, correre, correre. Ecco, se preferiamo spendere i soldi per queste cose o 100, quasi 20 milioni per una pista da bob, se preferiamo spendere i soldi così e tutti i veneti sono contenti di spenderli così, anziché di spenderli nella messa in sicurezza del territorio, sarà che ci facciamo anche una domanda noi, insomma, perché i politici in realtà li votiamo noi e li mandiamo lì noi a governarci. Purtroppo bisogna fare anche come dire, un esame di coscienza noi come collettività, che cosa vogliamo. Noi di Italia Nostra abbiamo le idee chiare su questo. Noi crediamo che il Veneto, proprio a causa di uno straordinario sviluppo economico, ma anche purtroppo urbanistico e infrastrutturale, che lo ha pesantemente messo anche in difficoltà dal punto di vista degli equilibri, chiamiamoli così, ambientali, adesso debba guardare proprio a ricostituire questi equilibri ambientali. Qua bisogna restaurare il territorio. Noi dobbiamo metterci in testa che una parte consistente dei bilanci regionali devono andare in questo, a mettere in sicurezza e a restaurare il territorio e anche il paesaggio, perché abbiamo dei paesaggi veramente inqualificabili. Insomma, se uno gira in macchina nel Veneto, io ho una certa età, mi ricordo il Veneto di diversi decenni fa, 50 anni ormai fa. Ecco, cioè il Veneto è un seminio di case e capannoni dappertutto, insomma, salvo pochissime zone di montagna e un pochino il Polesine, tutto il resto è uno sfacelo totale dal punto di vista paesaggistico. Il Veneto, che era una delle più belle regioni del mondo, d'Europa di sicuro, ma del mondo, oggi è una regione devastata dal punto di vista paesaggistico. Presidente Fontana, è questa cultura intensiva, Presidente, anche qua dobbiamo discutere, ecco, questa monocultura intensiva che dovrebbe far riflettere, si continua così, questi vigneti che non riescono più a reggere, ecco, cosa ne pensa? Per chi è che dovrebbe intervenire, Presidente? Perché abbiamo partecipato, consorzi, tutti che fanno tutto, Presidente, mi segua nella domanda, mi sente? Presidente, mi sente? Meglio fra un'ora. Se guardiamo all'interesse immediato, è chiaro che si fa così, cioè si intensificano gli sviluppi di queste culture, di monoculture, perché adesso rendono. Poi quando i terreni saranno impoveriti, quando crolleranno le
le coste dei colli, perché chiaramente il terreno è stato iper sfruttato, e allora si penserà, non si saprà più cosa fare probabilmente. Ecco, cioè non abbiamo nessuna capacità di vedere con un minimo di lungimiranza quello che sarà il futuro. Ecco, le prossime generazioni dovranno affrontare problemi che noi purtroppo li stiamo creando. Presidente Fontana, come mai il mondo ambientalista da una parte del popolo non solo veneto ma italiano non è visto bene, sembrano come dei nemici, invece siete persone preparate che sanno dare anche delle nozioni anche per quanto riguarda il territorio molto importanti a quei politici. Io dico sempre ai sindaci che all'interno della giunta, oltre che le quote rosa, ci vorrebbero le quote verdi composte da voi. Ecco, lo dico a tutti i sindaci, Presidente. Il problema è che avete una parte di cittadinanza che non vi vede bene, siete quelli che creano problemi, che mettono paletti, che non si può fare niente. Ecco, a questa popolazione che poi lei giustamente dice bisogna vedere anche cosa vota e cosa vuole, poi non ci dica ai che male mi fa. Cosa vuole dire, Presidente? Questo mondo ambientalista che a parte i giovani non è visto proprio nel migliore di modi da una parte di cittadinanza italiana. Certo che molti amministratori non ci vedono con favore per forza, perché hanno obiettivi che noi contrastiamo. Certo non ci vedono a favore coloro che vogliono l'alta velocità e che grazie a Italia Nostra di Vicenza, che ha fatto un'azione penale, si sono visti bloccare perché illegittimi una parte dei progetti che stavano facendo a Vicenza. Allora, la magistratura ha dato ragione a Italia Nostra che aveva fatto questo ricorso e ha bloccato parzialmente il progetto a Vicenza dell'alta velocità. È chiaro che chi progetta l'alta velocità non è molto contento di Italia Nostra. Invece noi siamo contentissimi perché con le nostre azioni, che sono azioni di volontari poveri, perché non abbiamo finanziamenti, ecco, riusciamo anche qualche volta a mettere i bastoni fra le ruote a interessi enormi, colossali, come questi, che passano spesso sopra la testa delle comunità, delle città, della gente. Ecco. Allora ci mancava poi il ponte di Messina, Presidente. Cosa ne pensa del ponte di Messina che nonostante gli esperti dicono che non si deve fare, che è pericolosissimo, si continua invece a dire che si farà di sicuro? Adesso l'hanno messo come estremo proprio punto di riferimento per la salvezza nostra militare, ecco, per difenderci. Cosa ne pensa, Presidente? Anche qui mi piacerebbe capire, perché siccome le finanze non sono illimitate, cioè noi abbiamo ovviamente un bilancio dello Stato che è fatto di non so quanti miliardi, ma non sono illimitati questi miliardi, bisogna decidere dove spenderli. Li spendiamo per fare il ponte Messina sullo stretto o li spendiamo, e sono cifre spaventose, per appunto mettere in sicurezza mezzo paese, cosa possibile con le spese per il ponte. Anche qui da decidere. Ecco, noi siamo chiaramente contrari al ponte, ecco, e siamo favorevoli invece a spendere quei soldi lì per altre molto più importanti necessità del paese. Di mille altre ce ne sono prima del ponte necessità. Lo stiamo vedendo anche in questi giorni, appunto crollano le montagne, le strade invase, eccetera, e dalle frane, e andiamo a fare il ponte, per carità. Anche lì mi rendo conto che ci sono interessi spaventosamente grandi in gioco, ma bisogna anche contrastare questi interessi per dire che quei soldi lì vanno spesi diversamente. Ecco, non so quanti italiani siano d'accordo sul ponte. Ma mi scusi, Presidente, ma la magistratura veramente in questi casi, dove veramente è in ballo la sicurezza della nazione Italia, perché
veramente fare questo ponte, a detta di molti esperti, ma esperti qualificati, ha dei problemi enormi. Cioè, chi è che dovrebbe dare la sicurezza? È possibile che il politico di turno decida di fare quello che vuole, ecco, non avendo neppure la certezza che funzionerà, che sarà sicuro, perché da quello che si capisce e che arriva è veramente problematico questo ponte enorme, lunghissimo, fatta su una delle zone più critiche d'Italia. Certo, quella è una delle zone più sismiche d'Italia, lo sappiamo bene. Poco più di un secolo fa c'è stato il terremoto di Messina, che è stato uno dei più devastanti terremoti del Novecento. È chiaro che un terremoto prima o poi purtroppo si ripresenterà, tocchiamo ferro, ma è inevitabile. Ecco, magari chissà fra quanto, però è una possibilità, diciamo, concreta. Allora andare a fare un po' un azzardo, perché è un po' un azzardo, insomma, nessuno sa cosa potrà capitare un domani, che violenza potrà avere un futuro eventuale terremoto. Allora, certo, andare a costruire una struttura come quella in un sito così delicato dovrebbe essere in ogni caso fatto, semmai, con 110% di possibilità, di certezze. Queste certezze in realtà non ci sono. Ci sono ovviamente garanzie che vengono date più o meno dai progettisti, ma è chiaro che vai a chiedere all'oste se il vino è buono. Ecco, quindi, abbiamo Leone da Trebasele, che veloce Leone, che sono in chiusura, vai Leone. Ciao Milena, grazie. Saluto il tuo ospite. Allora, qui in questo paese abbiamo fatto strade, superstrade, autostrade, abbiamo pavimentato e cementificato mezzo paese, e si vuole fare una ferrovia, viene bloccata. A me piace viaggiare in treno. Allora, dateci i treni, per favore. Ciao Milena, grazie. Grazie a te Leone. Allora Presidente, ormai siamo in chiusura, con quale messaggio vuole lasciarci? Prego Presidente Fontana. Benissimo i treni, assolutamente bene. I treni che servono però alla popolazione, non le super mega opere che, e soprattutto devono essere, sul piano tecnico, non devono impattare più di tanto quei territori. Cioè, se una struttura va a devastarmi una città, vuol dire che la progettazione non è stata all'altezza. Cioè, la progettazione deve essere fatta creando minor, diciamo, danni possibili. Dopodiché sui treni siamo d'accordissimo, la cura del ferro va benissimo, però pensiamo che oltre all'alta velocità ci sono linee secondarie che sono lasciate a se stesse, per cui per fare pochi chilometri in alcune zone si perdono ore. Pensiamo alle zone della montagna, il Cadore, eccetera, o altre zone della bassa pianura che sono molto mal servite sul piano della ferrovia. E sarebbe necessario anche rafforzare quelle linee lì che servono ai lavoratori e ai pendolari, non solo le grandi direttrici. Presidente Fontana, siamo in chiusura, quale messaggio vuole lasciare a Sveglia Veneti, soprattutto rivolgendosi a quelle persone che devono anche imparare ad ascoltare e credere alle persone che stanno cercando anche per loro di salvare questo territorio bellissimo ma fragilissimo. Prego Presidente. L'appello è quello di continuare a credere in una politica che si vede poco, ma bisogna appunto sperare che prima o poi la gente punti a quello tipo di politica, cioè una politica più attenta ai valori dell'ambiente, ai valori del territorio, ai valori del suolo. Noi stiamo impoverendo spaventosamente il suolo, stiamo distruggendo milioni di ettari di suoli fertili. Ecco. E poi per quanto riguarda il Veneto, pensate, metto solo un dato per farvi capire una cosa. Voi sapete che le regioni possono istituire dei parchi regionali. Vi dico i numeri delle regioni più importanti. Veloce, professore. L'Emilia Romagna ne ha 14, il Lazio 16, il Piemonte 25, la Lombardia 26. Il Veneto quanti parchi regionali ha secondo voi? Ne ha 5.
ne ha un terzo dell'Emilia e del Lazio e ne ha un quinto, scusate, della Lombardia e del Piemonte. E quanti ne avevamo, Presidente? Prego? Quanti ne avevamo? 5 noi. Sì, ma prima quanti erano? Beh, questi sono nati un po' alla volta, non sono nati tutti. Avevamo anche i prati meravigliosi che sono spariti, abbiamo l'unico prato ancora esistente, il prato della fiera. Io ringrazio veramente, grazie a Renzo Fontana, Presidente di Italia Nostra, alla sezione di Padova, di essere stato con noi, di aver dato dei numeri importanti, ognuno a casa faccia le proprie riflessioni. Certo che queste persone stanno cercando di difendere anche il territorio, il vostro territorio, anche per voi, per quelli che non lo fanno. Perciò cerchiamo di ascoltare, perché una volta perduto non ci sarà più storia. E cosa lasceremo ai nostri giovani? Quale futuro? Quale territorio? Grazie, grazie. Adesso vi lascio con questa orchestra bellissima, questi giovani musicisti, per ricordare questa grande figura che mancherà a tutti a noi, che è Tullio Giacomini, che è mancato ieri. Ciao Tullio.